la festa, una festa con si presume oltre 60.000 persone assiepate lungo l'itinerario partito da Piazza Duomo e che si concluderà a Piazzale Burchiellati. Un buon pomeriggio dalla voce di Lucio Zanato con Simone Merlo una camera, Tommaso Migotta all'altra, Nicoletta Rizzetto alla terza e in regia abbiamo Renato Capoia. Grazie a tutti voi per essere qui con noi e a passare con noi questo pomeriggio di festa, di coriandoli, di divertimento. Perché? Perché è giusto almeno dare un break a queste nostre giornate per certi versi cariche di tensione, allora cerchiamo di stemperare questa tensione come sempre con i nostri carri mascherati. Abbiamo già riempito la prima camera di coriandoli, continueremo a riempirla e iniziamo, come vedete, cominciamo con il sindaco. In diretta. Lei non ha le chiavi per cui in questo momento è libero cittadino. Sto realizzando il sogno di tutti i trevigiani, lanciare i coriandoli a Lucio Zanato. Eccolo qua. Allora, e a tutti voi che siete a casa, ve ne siete risparmiati stavolta. Ecco, quanta gente già si è fatta? Tanta, adesso li sto contando. Siamo arrivati a 15.000 per adesso. Secondo me anche di più. 15.000 fino a qua. Esatto, perché poi dobbiamo fare tanta gente, tante famiglie, tanti bambini, tanta allegria, è tutto quello che volevamo. E quindi la festa è Abbiamo giunta i consiglieri che continuano a lavarci, a riempirci di coriandoli, ma lo sapevamo che andava a finire così, per cui sarà un pomeriggio costantemente a questi livelli. Allora, però prima di cominciare la sfilata vera e propria io vado fino da Nicola Arrigoni, che è il nostro responsabile, diciamo così, della sfilata, il vero patron di tutta la situazione. Nicola, buongiorno. Allora, come sta proseguendo, anzi come è iniziata questa sfilata, lei che è il responsabile logistico di tutto questo? Beh, è una giornata stupenda, il tempo sta dando una grande mano, sta tutto andando alla grande, dalle mura mi dicono che come tradizione migliaia sono già le persone lì sulle mura, dunque sarà veramente stupendo. Ecco, confermati i 23 tra gruppi e carri mascherati? Certo, sono partiti 17 carri mascherati e 6 gruppi in maschera che aprono la grande sfilata, dunque sarà veramente meraviglioso. E quindi noi andremo a vedere, ci sentiremo alla fine per vedere poi, voi sapete che poi noi alla fine sapremo anche qual è il carro che prenderà il maggior numero di voti, perché dove c'è Nicoletta, la terza postazione, c'è anche il palco della giuria, una giuria devo dire sempre molto severa e molto attenta. Intanto vediamo le nostre assessore al comune di Treviso, ovviamente in clima carnevalizio, mi sembra assolutamente importante. Dicevo, per quanto riguarda la giuria, giusto perché sappiate chi poi deciderà qual è il carro vincitore o il gruppo anche il gruppo che si esprimerà con il miglior ballo possibile, avremo Marco Varisco come presidente. Voi sapete, Marco Varisco, l'abbiamo raccontato più volte, è assolutamente un maestro per quanto riguarda le sculture in vetro, perché sono vere e proprie sculture le sue, lavorando con la mola come ormai fa da generazioni la famiglia Varisco. E poi avremo invece, tra l'altro lui premierà proprio con delle elaborazioni di vetro di sua creazione. Poi abbiamo Tiziano Pasquali del Benetton Rugby, Matteo Guidolin, che noi ricordiamo come sindaco di Riese Pio X, ma fa parte anche di Los Massadores, gruppo tipico delle nostre zone. Poi abbiamo invece Mauro Berti, che è sempre di Los Massadores, e poi abbiamo invece un carrista, perché occorre una persona che valuti ovviamente la meccanica dei carri, e quindi avremo Emilio Vido che è il carrista. Poi invece abbiamo Alice De Ruos e Maurizio Criveller invece per quanto riguarda la parte, chiamiamola commerciale. Ancora eccoci qua di nuovo, ecco, perfetto. Poi avremo invece Carlo Giustini, invece altro della giuria. Qui andiamo un po' più sul lattiero caseario, perché lui fa parte del gruppo di Nonno Andrea. Poi Enrico De Bona, tra l'altro, che lui fa parte del comitato Milano Cortina, e proprio noi ricordiamo anche che questa è una sfilata che ci porta poi naturalmente al 2026 alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina. Nel frattempo il nostro Simone Merlo ci sta facendo vedere Re Carnevale, e io volevo far vedere Re e Regina Carnevale. La cosa particolare è il fatto che proprio per questo vogliamo ricordare Luigino Vigentin, per molti anni Re Carnevale, che
purtroppo quest'anno ci ha lasciato. E però mi dovete permettere di ricordare un altro volto e soprattutto un altro nome che ha fatto grande questo carnevale, come ha fatto grande il folklore di Treviso, ovvero Franco Grespan, che proprio il 4 marzo del 2021, quindi 4 anni fa, ci lasciava in pieno periodo Covid, tra l'altro, quindi un ricordo anche a Franco Grespan nel giorno in cui ci ha lasciato. Questo era doveroso perché se siamo qui oggi con questa manifestazione lo dobbiamo anche a loro, all'impegno loro, ma di molte altre persone che si impegnano ogni anno proprio nel creare, nel lavorare perché questa sia una grande festa fatta di tantissime persone che sfilano e di altrettante, probabilmente molte di più, che invece assistono. Vi ricordo, qui in questo momento siamo Borgo Cavour, siamo più o meno all'altezza della biblioteca e del museo Bailo, e quindi di strada ne abbiamo da fare ancora parecchia perché arriveremo a Piazzale Burchellati. Il percorso è di circa 1,5 chilometri e quindi diciamo che insomma, voglio dire, abbiamo tutto il tempo per poterci godere questi 17 carri, questi 17 carri davvero particolari, e poi anche questi gruppi che noi vediamo e soprattutto che si distinguono perché puntano al ballo, puntano alle coreografie, quindi più che il movimento di macchine, la costruzione di cartapesta, loro lavorano molto proprio sul ballo, sull'esibizione. Volevo chiudere però i nomi della giuria che farà le giuste valutazioni e decreterà qual è il carro vincitore per questo 2025. Con altri due avevamo parlato di Enrico De Bona del Comitato Milano Cortina, e poi invece avremo anche Giuseppe Liprandi, che è il presidente della Proco di Sernaglia. Perché? Perché voi sapete che l'impegno di questi carri è fatto di persone, di volontari, di gente che per dire già da domani mattina, già dal giorno delle ceneri, comincia a pensare al carro dell'anno successivo. È un carro è fatto proprio di progettazione, ed è una progettazione non solo di cartapesta, ma di tantissimi, come potremmo definire, movimenti, nel senso che li vedrete successivamente, movimenti idraulici, dietro ci sono motori, ci sono pistoni, c'è insomma un pensiero, un movimento e soprattutto una progettazione da ingegneri, non da poco, veramente una progettazione ingegneristica. Dunque, allora, giusto perché ci capiamo un po' di più, abbiamo dicevamo 23 tra carri allegorici e gruppi mascherati, sono 17 i carri e 6 gruppi. Io adesso ve li cito per nome, ma non per sfilata, così intanto cominciamo a prendere dimestichezza sui carri e soprattutto i gruppi che vedrete nel corso di questa lunga diretta di Antena 3. Allora, cominciamo, abbiamo visto all'inizio e lo continuiamo a vedere, Re Carnevale del gruppo folcloristico trevigiano, e subito dopo, dietro, vedremo invece gli amici di Trattori d'Epoca della Marca, con un tema davvero storico legato proprio al folklore nostro, ovvero l'albero degli zoccoli. Poi abbiamo il gruppo Viva il Paron dei Peri di Casella d'Asolo con Siamo rimasti in mutande. Poi avremo invece un gruppo, quindi non un carro, avremo le Sister, Inferno Paradiso, poi il gruppo parrocchiale di Bocca di Strada e Santa Maria con Disney 100+1, la scuola di ballo Energia in Movimento, che poi sicuramente ci farà vedere un pezzo di Grease, il famoso musical e film con John Travolta, vedremo e Olivia Newton-John, che potremo vedere insomma in un'esibizione, mi auguro, davvero significativa. Dopodiché avremo il gruppo dei giovani di San Giuseppe di Treviso, andiamo a colorare. Tra l'altro il gruppo di San Giuseppe è l'unico gruppo cittadino oltre il gruppo folcloristico trevigiano, perché un tempo c'era il gruppo di Sant'Angelo che invece quest'anno non si è presentato. Poi tra l'altro poi il gruppo di San Giuseppe è un gruppo storico e quindi forse alla fine ci sarà proprio una sorpresa per loro, potremmo definirla così. Dunque, a seguire il gruppo Simpatia di Musestre, la Giustizia Italiana, l'associazione culturale Io Soy Domenicano a qui e a là.
della Repubblica Dominicana, e ci sarà un omaggio al merengue domenicano. Tra l'altro nell'omaggio al merengue domenicano noi abbiamo già visto l'anno scorso grande entusiasmo per quanto riguarda proprio il ballo, e quindi vi consiglio di rimanere con noi proprio per riuscire a vedere anche queste che sono le esibizioni davvero particolari, che noi, grazie a queste nuove tecnologie delle camere che non hanno bisogno di cavo ma che trasmettono direttamente alla regia centrale, ci permette di farvi vedere come se foste 2 metri, cosa che solo la televisione, solo in questa situazione diciamo così, riusciamo a darvi, a permettervi di vedere. Quindi uno spettacolo per voi che per 1000 motivi ci state seguendo da casa e che avete scelto di seguire la sfilata di Carnevale di Treviso in diretta su Antenna 3. Avevamo detto che eravamo arrivati al gruppo domenicano, omaggio al merengue domenicano, e poi invece avremo gli amici di Ponte Crepaldo di Eraclea, quindi usciremo anche dal comune, anzi usciremo anche dalla Marca trevigiana, anche se va detto che Eraclea, diciamo, sono tantissimi i trevigiani che frequentano Eraclea, come del resto Jesolo. Gli amici di Ponte Crepaldo di Eraclea, non tutti gli esperimenti riescono con il buco, staremo a vedere cosa vuol dire. Poi avremo anche la contraria di Santa Lucia di Castagnole, allegria orlandese, gli amici del Carnevale di Falzè, pirati del Carnevale, il gruppo Quei de Soligo, Peter Pan e la Ciurmas di Soligo, e poi il Comitato Carnevale di Selva, la Corte di Re Carnevale, e poi andremo a Signoresa col gruppo Carnevale insieme Paw Patrol, la Lega Compagnia di Porcellengo, e qui abbiamo un misto, Sushi in Saor. Sarà davvero curioso vedere come hanno interpretato un piatto della tradizione. Dunque, dicevamo Sushi in Saor di Porcellengo, poi andremo invece a Merlengo, Ribellione a Corte, questo è invece il tema presentato dagli amici di Merlengo, poi i ragazzi degli anni 80 di Lovadino, il Drago Arcobaleno e il Villaggio delle Nuvole, il gruppo Corandolando per Pieve di Soligo, qui torneremo nel quartiere del Piave, il libro della giungla. Ricordo un paio di anni fa c'è stata questa bellissima rappresentazione di Re Leone che ottenne, devo dire, un grosso successo, vinse tra l'altro il Carnevale del Carro, ed era il carro di Sant'Angelo se non ricordo male. Dicevamo appunto il gruppo Coriandolado per Pieve di Soligo, il libro della giungla, poi il gruppo Allegria di Maserata, Stagioniamoci insieme, quindi torneremo sul Piave a Maserata, e poi invece avremo anche il gruppo di San Giacomo di Sala, il gruppo Giovani con la famiglia Adams, anche lì altro evento particolare. Allora, mi dicono che c'è una sorpresa nella sorpresa, ed è una sorpresa che è importante far vedere, perché a questa sfilata partecipano anche gli anziani dell'isola delle case di riposo di Treviso, in una sfilata davvero unica, nel senso che saranno loro protagonisti, però non da questa parte della sfilata, ma dalla coda, dall'arrivo, tanto è vero che da Borgo Mazzini, da Piazza del Grano raggiungeranno la postazione dove c'è la giuria, per poter vedere e vivere insieme a voi e a noi questa bellissima sfilata di Carnevale. Allora io direi che potremmo lasciare la linea allo speaker, ovvero a Nicolò della Gasperina, per sentire insieme l'arrivo degli anziani dell'isola. Ai nostri giurati che saranno i responsabili unici di quello che accadrà, perché qua sfileranno tutti i figuranti di questo Carnevale di Marca a Treviso che splende di tanta gente. Per fortuna, purtroppo, non lo so, i nostri giurati sono loro. Di nuovo buon pomeriggio, grazie per essere arrivati tutti puntualissimi, perché davvero non stavamo aspettando. No, non è vero, sono cose che non si dicono in diretta, vero? Ma non è vero, dai, non è vero. Grazie a tutti per essere qua, anche a chi a casa ci segue la diretta su Antenna 3 e ci segue comodo sul divano, non sa cosa si sta perdendo qua.
Allora, i giurati, voi siete a posto? Respirate? Fate un bel respiro profondo. Bene, andiamo a vedere se sono vivi anche da questa parte. Se il servizio di sicurezza mi permette di passare. Ecco, ho beccato proprio il momento. Bene, proprio ho scelto il momento migliore per passare e approfitto di questa occasione qua per salutare il pubblico che è un cartonato. Qui siete tutti finti, vero? Signora, buongiorno, siete vivi? Ok, non siete di cartone. Buongiorno signora, buongiorno, benvenuta a Padova signora. Bella, vero Padova? Non l'ha mai vista così. Buongiorno, c'è anche il cardinale di questi tempi, vabbè, speriamo che non debba correre a Roma, Il cardinale Mendoza, bene, sorelle, buon pomeriggio. Che occhiali particolari che ha, per vederci meglio. Buon pomeriggio, ciao Treviso, ciao, fate così con la mano, così vediamo se siete vivi. Bene, adesso con tutte e due le mani insieme le battiamo forte. Carnevale di Marca, sta per cominciare, buon pomeriggio. E se la sfilata è partita, sta arrivando un'altra sfilata super speciale, la sfilata degli ospiti delle case Isra ed Eco Housing di Treviso. Benvenuti! Vi abbiamo riservato un posto speciale per una visuale meravigliosa. Il direttore delle Isla di Treviso, dottor Michelo! Buon pomeriggio, ben arrivati. Approfittiamo davvero per ringraziare tutto il direttivo, gli operatori e gli ospiti delle strutture Isra di Treviso. Grazie per essere qui con noi, cercheremo di passare una giornata in allegria. Vi abbiamo riservato un posto... No, non è proprio freschissimo lì, ma insomma, vabbè, si sta bene, meglio così. Meglio lamentarsi di qualche grado di più. L'applauso per questi nostri amici delle strutture Isra, grazie! Mentre noi ci stiamo avvicinando a dei bambini, devo dire un po' troppo così. Scusi, ma lei che classe fa? Che classe sta facendo con questo bel... Il carro qui di Sant'Angelo. Ho capito. Allora andiamo a vedere qui. Invece qui abbiamo i bambini, il trenino dei bambini, però abbiamo dei bambinoni un po' cresciuti. Sì, adesso sì, non si usa più il grembiule. Ai no. suoi tempi sì, Adesso mi tocca metterlo. Sì. Magari non l'ha messo quando era più giovane. Esatto, ci si diverte adesso. Com'è la vita, Vabbè, oggi bello, ci ritorno bambini. Esatto. Bello comunque, bella idea, tornare al grembiule. Cosa si prova a rimettersi il grembiule come quando si era bambine? Una bella sensazione, divertente. I bambini mi pare che si stiano divertendo. Esatto. Grazie, buona giornata. Questo è il trenino dei bambini e abbiamo anche dei bambinoni non da poco. E qui abbiamo appunto tutti i carnevali di Marca che stanno organizzando proprio questa iniziativa. Però abbiamo finalmente il primo, chiamiamolo carro, che insomma è parola grande a chiamarlo carro. Eccoci qua, siamo ai trattori d'epoca con un Fiat 18R la piccola, che noi tra l'altro abbiamo già raccontato con Agricoltura. Non avevo un capo più grande, non solo che è piccola. Immaginavo che aveva un capo più grande, però questa è bellissima. Guardate come hanno restaurato quello che è stato uno dei trattori fondamentali. Però dietro ci hanno attaccato un calesse niente male. Signor Parò, buongiorno! Buongiorno! Mi solpano! Questo è quello che mi ha tagliato l'albero per fare il soccolo! Te lo mando via! Te mando via da casa! Te mando via a San Martino! Via! Guarda questa qua! Come cazzo vuoi? Via! Ecco, come state vedendo, questa è una rappresentazione tipica dei tempi dell'agricoltura. Lui fa il fattore
il capo dei fattori e quindi diciamo quello che controllava per conto del padrone, e questi invece sono i mezzadri e i braccianti. In maniera di cavarmi un tronco per fare un solco. Ecco, guardate qua la bellezza di questa creazione, guardate come in un pezzo unico di legno, in un pezzo unico, perché in un pezzo unico hanno ricostruito uno zoccolo. Non a caso questo carro, chiamiamolo così, si chiama l'albero degli zoccoli. Hai letto come dicendo che faceva le mute, adesso ti devi sberdarmi dappertutto. Questi sono gli amici dei trattori, dicevamo dei trattori d'epoca della Marca. Vale la pena vedere questa iniziativa. Allora, adesso andiamo un po' sul serio. Chi è che ha avuto l'idea di questa cosa? Sei Petite che ha avuto l'idea? No, che del presidente. Dove sei Cliver? Dove sei? Con Anara, 2-3 vovi e megamo a tutti quanti. Guarda. Ma ho visto che sei anche Rosolino, o sbaglio? Facciamo vedere qua. Ecco, guardate qua, queste sono rosoline, cavolo, quindi guardate qua, questo è uno spezzone, un pezzo di storia nostra, guarda anche a tutti quanti gli indumenti, guardate qua che cosa, questo è la nostra storia, è la storia trevigiana e veneta, una bellissima rappresentazione, e non poteva mancare anche il Piovan. Buongiorno Piovan. Buongiorno, sono il parroco. È la terza volta che confesso un po'. Basta che ho detto. L'ultima volta avevo consoluzione. La terza volta stamattina. Basta, Quanti peccati che hai fatto? Non si può dire, ma tanti. Guarda che grazie di questo che mi ha dato per i suoi peccati, guarda. L'hanno tra coriandolo. Guarda che bei. Guardate che bello, che bella storia, una storia che fa parte della nostra cultura. Come vedete poi c'è chi porta. Ecco. Ma lei è di una generazione che forse non ha visto sta roba. No, però questo era la realtà dei tempi andati ormai, però. Ma dove sei? Di 7 comuni? No. Io sono da Roncade, però sto con il carro di. Senti, cosa si prova a vestirsi così, ritornare indietro nel tempo per capire da dove veniamo? Per me è anche un tornare alle radici, sì. Complimenti per i baffi, non è facile prepararli così. Allora lasciamoli andare perché poi abbiamo il passo successivo che continua ad essere sempre l'albero degli zoccoli. Quello era solo il prologo. Simone, fai vedere la bellezza. Eccoci qua. Allora, Cliver, cosa state facendo qua? State cantando che cosa? Lo spazzacamino. Ecco, questo è un altro pezzo della nostra storia. E guarda sempre Simone gli zoccoli. E adesso noi sentiamo un attimo questo brano che stona un po', diciamo, con i ritmi della musica del carnevale, però fa parte della nostra storia, e quindi per tutte le persone di una certa età che vogliono tornare un po' indietro, eccolo lo spazzacamino. So fare il mio dovere, sveglio per il cammino, e dopo 4 mesi la luna va crescendo, la gente va dicendo dello spazzacamino, e dopo 4 mesi la luna va crescendo, la gente va dicendo dello spazzacamino. Così abbiamo fatto sentire anche un pezzo della nostra storia musicale, e anche il carnevale di Treviso è anche questo. Giusto Simone, per l'ultimo fai vedere, hanno appeso anche un pezzo di gelso, perché come dire, il gelso per i cavalieri e per le more era fondamentale nella storia della nostra cultura, della cultura contadina trevigiana. Bene, allora, siamo rimasti in mutande, invece è il carro numero 3, ovvero
il carro di Casella d'Asolo, via il Paron dei Peri, il gruppo. Allora, cerchiamo di capire qui, siamo rimasti in mutande. Allora, chi è il capocarro? Dietro. Allora andiamo a vedere qua. Mi sembra che sia emblematico, Simone, il titolo, che sono rimaste in mutande. E devo dire, non è male. Ecco, allora vediamo insieme un po' di questo ballo e sentiamo anche la musica che accompagna. Insomma, abbiamo visto un po' di movenze di questo gruppo di Casella d'Asolo che dice siamo rimasti in montande, però il nostro Simone Merlo, se mi raggiunge, perché ho delle interviste un po' particolari da fare, Simone, se vieni, perché qui finché sono, come dire, rappresentanti del gentilsesso va bene, ma questo qua barba cosa c'entra? No, ho la barba. No, l'ho fatta stamattina. Puta. Ma come ci si trova? Ciao mamma! Come ci si trova vestiti così? Ah, bello, una volta all'anno, bellissimo. Ecco, ci divertiamo un sacco. Il vostro capocarro dov'è? E il nostro capocarro è il primo là in cima. Vai, la prima sulla sinistra? Sì, la prima sulla sinistra. Allora andiamo da lei, perché qui poi hanno paura anche a parlare. Ciao a tutti, guardate quanta gente, stiamo raggiungendo Porta Santi 40 e siamo solo all'inizio siamo al terzo carro di 23. Allora, vediamo se mi hanno fatto uno scherzo oppure se è vero. Ma mi hanno detto che è lei la coreografa. Io e altre ragazze. Il suo nome? Romina. Da dov'è? Asolo? Da Casella d'Asolo. Siamo un gruppo di amici che ormai da più di 20 anni che ci troviamo, ci facciamo i costumi, inventiamo i balletti e un po' di allegria. Ma come vi siete inventati quest'anno? Siamo rimasti in mutande. Siamo rimasti in mutande, più di così, ormai non ci resta altro. Poi con le bragotte stile veramente il corsetto. È un po' duro però farsi 1,5 chilometri col corsetto. È duro a spogliarsi e anche a vestirsi. Beh, spogliarsi? Magari se c'è qualche bell'uomo. Ma abbiamo i nostri pezzi forti dietro, visto? Appunto, ho visto qualche pezzo forte dietro, ma vestito da donna mica tanto va bene. Va bene che ormai siamo fluidi, siamo fluidi. Va di moda. E allora vediamo ancora un po' questo gruppo. Il gruppo è quello di Casella d'Asolo. Siamo rimasti in mutande, come si vede in mutande sono rimasti. Speriamo di non rimanere anche noi in mutande. Devo dire che qui la fluidità corre ed è giusto che sia così, questa è la novità. Guardate che belli questi signore e signori che ne approfittano per mettersi un po', come dire, all'ombra, perché devo dire che anche la temperatura è assolutamente gradevole, a volte anche un po' calda per chi rimane al sole. Devo dire che poi il top lo raggiungiamo con questo signore. Signora, prego. Mi chiamo Ugo. Barba bianca anche. Mi chiamo Ugo. Chiama Ugo. Senta, ma come, da uomo, muoversi col corsetto che stringe così? No, tutto normale da uomo. Da uomo. La donna smacca. Grazie. Insomma, avete visto, c'è tanta ilarità e soprattutto c'è tanto divertimento. Allora noi intanto cerchiamo di raggiungere il quarto carro che ad occhio dovrebbe essere il gruppo parrocchiale di Bocca di Strada e Santa Maria. Quindi qui andiamo verso il padre. E lei la coreografa, il capocarro? Sì. Il suo nome? Elenia. Ma voi del Piave, perché vi siete inventate questa cosa? Per
far contenti tutti i bambini, perché i bambini sono felici quando vedono i fumetti. Ma non quando vedono lei, perché lei è la cattiva di No, io turno. sono la cattiva di turno e lo sanno che sono cattiva se non fanno le cose fatte bene. Ah, quindi è cattiva quando fa il capocarro, però in realtà è talmente, ha un sorriso talmente bello che non ce la fa a essere cattiva, diciamo la verità. Un pochino, poco. Come si comportano qua i nostri Sono bravissimi. Le bambine sono fenomenali, sono veramente brave. Grazie, allora vediamo un po' anche queste bambine. Ricordo gruppo parrocchiale di Bocca di Strada e Santa Maria Disney 100+1, quindi ovviamente il richiamo è della carica dei 101. Ma da quanto tempo state provando? È una grande emozione, c'è un sacco di gente, è bellissimo. Sì, ma da quanto tempo provate queste figure? Ma 2 mesi più o meno. Si vede, perché vado dalla signora. Difficile tenere il passo, Com'è funziona? No, e non ce la farò mai. Complimenti. L'importante è Ma è vero che ha provato tutta la sera? Cosa ha detto i figli e i nipoti? Ma voglio dire, ha provato a casa col marito, da sola davanti allo specchio, come ha fatto? Abbastanza. Ecco, vedete, perché c'è tanto impegno, noi vediamo questo momento, cerchiamo di far avanzare perché altrimenti se no continuiamo a fermare i carri e non arrivano più. Guardate questa infilata col nostro Simone Merlo, facciamo vedere, qui siamo all'inizio Porta Santi 40 e quella è la curva di Bastioni San Marco. Guardate che colpo d'occhio di persone, che bellezza vedere tutta questa gente che si sta divertendo. Però vorrei che con Simone facessimo vedere anche la presenza delle forze dell'ordine, perché tutto questo è garantito grazie anche a loro, ai carabinieri, alla polizia locale, ho visto anche il gruppo della Guardia di Finanza, quindi la presenza delle forze dell'ordine è a garanzia del divertimento di tutti e questo è un altro segnale molto importante, perché ci si deve divertire e ci si deve divertire in sicurezza, soprattutto poi in questi tempi. Allora intanto vediamo di far scivolare via, come dire, il carro e vediamo, questo è un punto davvero particolare, molto bello, che è un punto dove, vedete, qui abbiamo proprio il carro che passa. Vediamo Simone che ti fa vedere la riproduzione, se non sbaglio, della macchina di, credo che sia quella proprio di Topolino. E qui abbiamo, se puoi sognarlo puoi farlo, questo lo diceva Walt Disney e devo dire che è un tema davvero importante, se puoi sognarlo puoi farlo, perché? Perché i sogni, se uno ci crede veramente, diventano realtà. E noi continuiamo in questa nostra giornata e continuiamo guardando un po' di persone, cercando di vedere persone normali e cercando di vedere anche, come dire, personaggi che noi vediamo tutti i giorni, però difficilmente riusciamo a vederli coperti di, come dire, di coriandoli, perché l'assessore Caner in mezzo alla gente pieno di coriandoli non l'avevamo ancora visto. No, siamo qua con i bambini, quindi oggi è un momento di festa
è un momento straordinario per la città di Treviso, ma anche per la regione Veneto, perché sono in tanti, oggi si parla di quasi 50.000 persone, quindi è un momento di festa importante soprattutto per i nostri bambini. Senta, ma i coriandoli poi li porta a Palazzo Balbi? Ho paura che anche a Venezia ce ne siano già parecchi di coriandoli. Allora una battuta seria da assessore al turismo, grande successo per i nostri carnevali, per questo Veneto che lavora anche sul turismo, su queste iniziative. Sì, devo ringraziare anche i Carnevali di Marca e tutti coloro che hanno lavorato, perché questo è un momento anche di attrattività, di attrazione turistica, oltre che per i nostri cittadini, perché è un momento di svago per le famiglie che vogliono riscoprire anche i propri luoghi. Però come vediamo ci sono talmente tante persone che dubito che siano tutti trevigiani o veneti, sicuramente ci saranno anche tanti turisti. Ecco, un'altra cosa importante, poi andiamo avanti, è la presenza delle forze dell'ordine, perché tutto questo funziona perché c'è sicurezza. Io devo ringraziare tutte le forze dell'ordine e anche la protezione civile, perché grazie a loro si riesce a mantenere un ordine e una sicurezza che non è scontata, perché vediamo cosa succede in questi giorni, non solo qui a livello veneto italiano, ma direi a livello nazionale e internazionale. Purtroppo avete visto in Germania cosa è accaduto e quindi se siamo qui a festeggiare in maniera sicura lo dobbiamo a loro. Grazie, insomma avete visto, questa è la cosa molto importante, continuiamo a far vedere la presenza della polizia, discreta devo dire, discreta perché tutti si possano divertire. Nel frattempo siamo arrivati a, ecco, qui invece siamo all'altro gruppo, al gruppo che diciamo così fa la parodia, chiamiamola così, di Grease. Non so se notate la presenza appunto delle, come dire, di John Travolta. Adesso andiamo a vederlo, come dire, un po' meglio. Sto cercando di ricordarmi chi sono. Allora, in ogni caso devo dire che prepararsi alla Olivia Newton-John e alla John Travolta per quanto riguarda Grease è sempre una bella trovata, perché è uno dei film, è uno dei musical che ci fa sempre sorridere e divertire, perché parla di una giovinezza, parla di una spensieratezza che ci sta assolutamente, proprio perché come dire, perché ci ricorda sempre la giovinezza per chi la giovinezza l'ha già passata. Giusto per capire, la scuola di ballo Energia in Movimento, appunto, Grease, brillantina il titolo. Bisogna farla vedere, facciamola vedere Simone, perché guardate che impegno, guardate l'impegno che si sta mettendo, guardate che impegno che ci mettono. No, adesso bisogna chiedergli una cosa particolare. Senta, ma la bombola d'ossigeno gliela portano dopo? No, non mi serve! Ma pensa di riuscire ad arrivare fino in fondo così o la portiamo via prima? Sì, ci arriviamo, sì. Ma cos'è, è un anno che si sta allenando per fare sta roba qua, vero? Qualche mese. Complimenti, bravissima, bravissima. Dai, devo dire che l'entusiasmo compensa sicuramente, come dire, il dispendio di energie, perché se si va avanti così, francamente manca un tot per quanto riguarda, come dire, l'energia e l'aria, perché finché si è giovani va tutto bene, quando si comincia ad avere una certa età diventa un problema. Dica la verità, lei fa questa cosa qua perché così cala la pancia. Bravo, sempre facciamo queste cose perché cali la pancia. Senta, ma pensa di riuscire ad arrivare fino in fondo oppure ne portiamo un po' di bombola? Anche l'anno scorso, la bombola quest'anno, vediamo anche il prossimo anno. E la bombola d'ossigeno dove ce l'ha? Non c'è. Complimenti. Non ci serve. Complimenti. Allora vediamo ancora un pezzo di ballo, guardateli come sono impegnati in questo ballo che ci ricorda appunto John Travolta e Olivia Newton-John con Grease.
vedere perché adesso aumenta il ritmo. Voglio vedere se riescono a tenere anche la battuta che aumenta di giri. Comunque sempre vi ricordo che siamo a questo punto qui a Porta Santi 40, stiamo avanzando, siamo al sesto carro delle 23 che passeranno tra carri e gruppi musicali, gruppi di ballo come questo per dire, e poi come dire. Guardate in fondo, abbiamo la versione di Olivia Newton-John in due tempi. Se ricordate il film Pink Ladies, quando fa la brava ragazza, e più avanti quando diventa, come dire, estremamente conturbante in quel ballo che poi è diventato un pezzo di storia del musical, del cinema e della musica. Comunque complimenti anche a questo gruppo e alla coreografia proprio dedicata al film Grease, Brillantina, e a quegli anni, agli anni 50, decisamente diversi dai nostri, gli anni dell'America, anche diversi dall'America di oggi. Vabbè, continuiamo in questa nostra sfilata di carnevale, come vedete grandissima presenza di persone sulle mura, devo dire assolutamente palcoscenico, anzi gradinata d'eccezione per quanto riguarda la sfilata di carnevale, posto per tutti e tutti possono vedere e ammirare questa sfilata di carnevale. Dopo naturalmente vanno ammirate anche le maschere che seguono le altre maschere, come è giusto che sia in questo martedì grasso. Allora, ecco, come vedete adesso riprendono di nuovo. Io ho la sensazione che non so se arriveranno tutti alla fine, ci provano, ma insomma. Allora Simone, cosa dici? Avanziamo, andiamo a vedere il carro successivo. Complimenti al capocarro, bravi, coraggio, però io insisto in una cosa. Poi guardate, abbiamo anche le mascherine con le forze dell'ordine in giovanissima età. Allora, e qui abbiamo appunto la base per poi arrivare a ballare. Ricordo ancora una volta la scuola di ballo Energia e Movimento Grease Brillantina. E intanto andiamo avanti successivamente, anzi noi torniamo indietro, chiamiamolo così, cioè avanziamo verso la sfilata, e qui abbiamo invece il 25, quindi quel 25esimo anniversario mi fa pensare che siamo con il gruppo giovani di San Giuseppe. Ho la sensazione che sia così. Adesso vediamo se ci ho azzeccato. Ma mi pare di capire che questi sono i giovani di San Giuseppe? Giovani, sì, giovani di San Giuseppe, guarda qua quanti. Appunto giovani, poi sono un po' meno giovani e poi sono i giovani dentro. Questa è iniziato 25 anni fa insieme al carro. Ah sì? Sì. E allora questo carro voi cosa presentate? Noi siamo i pittori. Quindi andiamo a colorare, giusto? Andiamo a colorare. E allora cosa colori? È un po' timido, questo giovane di San Giuseppe è un po' timido. Vedo che sei già con la tuta tutta sporca. Cos'hai colorato? Tutto quanto, tutto quello che trovo. Cos'è che ti piace colorare? I muri. I muri? Sì. Quindi diventerai uno street writer? Sì, ovvio. Va bene, Banksy, insomma, un nuovo Banksy? Sì. A me piace colorare dei quadri. I quadri? Ma proprio dipingere oppure usi i pennarelli? Dipingere. Dipingere anche col pennello? Ma sì, hai visto? Noi siamo assolutamente indietro, questi sono i giovani e questo è il gruppo di San Giuseppe. Ecco qua il carro, ma soprattutto la coreografia. Allora, sempre con Simone, andiamo a sentire un po' la coreografia e la musica. E così abbiamo sentito anche Rino Gaetano col cielo sempre più blu. Vediamo di capire chi è il capocarro. Chi è il vostro capocarro? Fabio. Eccolo qua. E ridere una cosa seria? Lui? No? Dov'è? Questa è la gamba fatta male. Questo è il capocarro. 25 anni di attività. Non
mi piace, non mi piace. Tanto vieni giù, dai. Non posso con la gamba rotta. Ah, quindi anche con la gamba rotta non si può non partecipare? Bisogna sempre partecipare al carnevale. Allora, da dove vi viene questa idea? Carnevale per noi è colore, quindi meglio che un carro colorato sul tema del colore, dei colori dei pittori, di meglio non potevamo fare. Senti, ma quanto ci mettete per costruire un carro così? Iniziamo la progettazione è tutto, cominciate domani mattina? Io ho già pensato a quello per il prossimo anno. Non ce lo dire perché ti metti... Però qui, ad esempio, no, per quelli che sono a casa non capiscono quanto lavoro c'è dietro. Tanto lavoro, tanto sacrificio, tanto sonno perso, tante lasciamo perdere cosa, ma ci vuole tanta passione e tanta volontà. Ecco, ma qui ad esempio i movimenti li fate tutto a pistoni, motori, come funziona? Noi siamo passati dal vecchio a pistoni ad aria, siamo andati tutti a motori elettrici con rinvii. Ma quanti motori lavorano qua? Purtroppo se ne è rotto uno prima di partire, quindi le ruote non girano, quindi quello l'abbiamo perso. Vabbè, ma se dovesse funzionare tutto? 3 motori, qua sulla macchinina sono solo 3 motori, con dei rinvii. Qui c'è anche l'ingegnere qua che certo, siamo sempre, uno di noi fa anche quello. Senti, ma quanti lavorate per un carro? Quando va bene 7-8, dai 4 ai 5. Ma mi date il turno, voglio dire? No, una sera, 1-2 sere a settimana fissa. Per quanti mesi? Si inizia a settembre, fine agosto, settembre, dopo dipende. Poi vacanze di Natale perché bisogna finire il lavoro. Natale, chi può lavora. Di notte a gennaio perché sempre di notte. Certo. Bisogna sempre. Vogliamo finire. La domanda che uso fare in queste cose, ma chi ve lo fa fare? Non lo so. La passione, la voglia di vedere tutta questa gente. Questa è la soddisfazione per noi. Vedere arrivare qua e trovare tutta questa gente sulle mura e vedere tutti i nostri sfilanti che si divertono. Grazie, allora buona sfilata. Ricordiamo, questo è il carro di San Giuseppe che ha 25 anni, quindi fa un quarto di secolo e vale la pena vederlo insieme questo carro numero 7. Poi lo vedrete naturalmente nella valutazione da parte della giuria, che ricordiamo è una giuria che sta aspettando a piazzare Bulchiellati, quindi è ancora lunga la strada, immagino, però vale la pena vedere quanto lavoro di cartapesta, quanto lavoro meccanico, quanta anche inventiva, perché poi naturalmente ci deve essere, il creator, come si dice, no? Quello che se le inventa queste cose qua e che poi ha anche l'agilità, l'abilità di disegnarle, di dipingerle, di creare tutto quello che poi rende un carro davvero molto bello. Quindi onore e soprattutto grande rispetto per queste persone che veramente si danno da fare proprio per garantire a tutti noi un divertimento notevole. Allora lasciamo il carro di San Giuseppe per vederci quello successivo. Altra coreografia, devo dire non male, e altro carro che viene a seguire. Like my mind where I'm going, no women, the shorties know nothing but love. So stopping at my Pirelli's on hold. Unlike my theory, that's always on hold. I know the storm is coming, my pockets keep telling me it's gonna shower. Call up my homies, it's on and popping the night, cause it's meant to be ours. Keep on fed away shit, cause we ballin' and spittin' up Patron every hour. Mama, I owe you just like the flowers. So you the truth with all that goody powers. Spin my head right round, when you go down, when you go down. She got me throwing my money around. Ain't nothing more beautiful to be found. It's going down. On the top of the pole, I watch it go down. She got me throwing my money around. Ain't nothing more beautiful to be found. It's going down. She must know I'm the man. My money looks like the level of man. Don't live in my mouth, let her hands in my pants. My Benjamin break the lens. A couple of grands, I just rubber bands. My paper plates making a dance. You're dirty, I'm like the spot on my hand. We building vessels that's made out of fire blazing, hotter than Cajun. Girl, won't you move a little closer? Time to get paid is maximum wage. That body belong on a poster. I'm in the days, the bottom is waving. Look me like damn it, I know you. You run the show like a gun out of holster. Tell me what's running, I'll be your sofa. You spin my head right round, when you go down, when you go down, down. You spin my head right round.
abbiamo visto il gruppo Simpatia di Musestre, quindi siamo verso il mare, Roncade, Musestre, Quarto d'Altino, siamo proprio a confine con la provincia di Venezia. Il gruppo di Musestre, il titolo è La giustizia italiana. Il tuo nome e il tuo cognome? Io sono Luca Mazarin. Tu sei il capocarro, giusto? Sono il capocarro. Allora, raccontaci un po' questo carro, ma partendo dalla coreografia. Perché hai scelto il tricolore e la minigonna? Beh, ho scelto il tricolore perché noi rappresentiamo l'Italia e rappresentiamo nel nostro carro un'allegoria in cui vediamo l'Italia un po' arenata a causa della giustizia. E quindi, giusto perché vediamo con Simone il carro, chi sono rappresentati sul carro? Là, chi sono Allora, il primo è un uomo che rappresenta l'Italia su un gommone, che rappresenta l'Italia arenata, come dicevo prima, e dietro la signora rappresenta la giustizia italiana. Che arena tutto. Esatto. Quindi abbiamo anche un carro, come dire, polemico, ma ci sta anche questo. Grazie, ci sta anche questo. E quindi adesso noi vediamo un'altra coreografia e poi andremo a vedere molto meglio questo carro dedicato alla giustizia italiana. Adesso siamo a ridosso del carro di Musestre. Allora, la giustizia italiana, la vedete, rappresentata con come dire, la spada e il libro delle regole, e poi naturalmente, come ha detto il capocarro, diciamo così, il cittadino, chiamiamolo così. Simone, vieni avanti, facciamo vedere il cittadino che è in un gommone, anzi più che un gommone è la classica papperella da Jesolo, chiamiamola così, simbolo una volta di Jesolo Lido, la papperella con la ciambella e diciamo così il cittadino bloccato. Questa è la rappresentazione, diciamo così, ironica che ci sta, perché il carnevale è anche questo, è ridere con un po' di ironia su quelli che sono i fatti della quotidianità. Quindi il gruppo è quello, dicevamo, di Musestre e questa è la giustizia italiana. Nel frattempo noi continuiamo ad avanzare piano piano. Scusa. Allora, intanto che noi avanziamo andiamo a vedere insomma come sta proseguendo qua la sfilata, perché veramente c'è tantissima gente e devo dire che voi probabilmente a casa sentite bene, ma qui c'è tanta energia musicale. Spero che la mia voce arrivi, perché veramente c'è tanta energia musicale. E guardate questa espressione dei bambini ed è del loro divertimento. Simone, è meglio che noi andiamo indietro a questa cassa prima che ci... Allora, vedo che queste tre ragazze ci tengono. Da dove venite? Da Carbonera a Treviso, siamo qua vicino. Sì, esatto. Insomma, bella la sfilata del carnevale. Sì. Ma fino adesso qual è il carro che vi è piaciuto di più? Ma non abbiamo visto tanti finora, quindi stiamo aspettando quello più bello, sì. Questo qui ad esempio, come dire, faceva un po' di ironia sulla giustizia italiana. Bello, dai. Non è dei migliori, secondo me. Non è dei migliori? No. Allora poi aspettiamo verso la fine, vi aspettiamo in giuria, così sentiamo il giudizio dei più giovani sui carri mascherati. Ciao, buona sfilata. Allora, adesso noi continuiamo invece a sentire un po' di persone, perché? Perché noi dobbiamo cercare, come dire, se no noi rimaniamo sempre qua e non arriviamo mai all'arrivo. Vi ricordo che l'arrivo è a Piazzale Burchiellati, noi siamo, se non ricordo male, il settimo o l'ottavo carro, e devo dire che mi fa piacere vedere questo signore, perché questo signore
Allora, ci racconta la sua vestizione di oggi. Semplice, praticamente si utilizza un vestito vecchio che è veramente del 1920-1930 da sposo e si utilizza un tabarro che è originale, sempre di quel periodo. Naturalmente tutte le cose sono originali, al di fuori di qualcosa che naturalmente sono fatte per completare il tutto. Cose di casa? Naturalmente di casa, altrimenti non le porterei. Quindi del nonno? Del papà, del nonno e mie anche dopo, in mezzo. Beh, insomma, un tabarro del 1900. Perché sono vecchio anch'io. È diverso, ormai non si è più vecchi, si è diversamente giovani. Ma no, basta saperlo e non badarsi. Ecco, cosa significa per una persona come lei, per la sua età, partecipare alla sfilata di Carnevale e vedere tutta questa gioventù, tutto questo movimento? La gioia dei giovani, hanno bisogno. E quelli più vecchi devono saperlo questo e non chiudersi. Diciamo che la gioia dei giovani diventa carburante per chi è un po' più avanti nell'età, ti dà un po' più di energia anche a te. Questo si ha o non si ha, si porta a conoscenza e vai a rivangare le cose vecchie, i momenti buoni, però questi o si hanno o si portano dietro per vivere bene, altrimenti non si può farla. Qualche giovane è venuto a chiederle di che cosa è vestito? Ma normalmente se parto sì, mi chiedono, ma ho i nipoti, ho i familiari, abbiamo le nostre compagnie, ma sono tanti anni che lo faccio solo questo. Grazie e complimenti ancora per il vestito, perché anche questa è cultura, cioè il recupero di come ci si vestiva una volta, che ovviamente noi dimentichiamo. Qui è un momento un po' particolare, perché qui abbiamo la famosa danza di cui dicevamo prima, ovvero il show domenicano, ed vale la pena, come dire, vedere un po' di questa manifestazione, anzi di questo ballo. Lo seguiamo un po' assieme. Vediamo se proseguono, perché ricordo che questo è l'associazione culturale Io Soy Domenicano qui e là, ovvero io sono domenicano qui e anche lì, della Repubblica Dominicana, e quindi l'omaggio al merengue domenicano. Vediamo se, come dire, in questo momento si sono fermati oppure se stanno cominciando ad avanzare. Credo che ci voglia un po' di tempo, perché si devono un po', distendere per poter poi fare quello che è la loro, chiamiamola, performance, e continuiamo comunque a vedere veramente un mare di folla. Vale la pena far vedere veramente quanta gente c'è qui all'infilata dai bastioni San Marco, lungomura che porta direttamente fino a Piazzale Burchiellati. Per chi vive come noi da bordo campo, come si dice in gergo sportivo, questa sfilata di Carnevale, devo dire, è un notevole colpo d'occhio, ed è un colpo d'occhio, ripeto, piacevole e in sicurezza, cioè la gente si sta divertendo, grazie, e non mi dimenticherò mai di ricordarlo, alle forze dell'ordine che con discrezione sorvegliano questo nostro divertimento. Tutte facce, tutti i volti, tutti tantissimi bambini, segno proprio che è un momento di partecipazione di gruppo che credo solo il Carnevale riesce a ricreare in questi tempi, poi soprattutto questi sono momenti davvero importanti. Allora io ne approfitto perché, come dire, devo vedere un po' di persone. Allora, visto che sono qua, buongiorno, signora Diavolessa, venga. Da diavola proprio. Sì. No, malefica. Malefica. Ma è malefica sul serio nella vita? Alcune volte serve. Serve? Alcune volte. Senta, ha visto la sfilata fino adesso? Cosa le è parso? Bella per adesso, sì. Da dove viene? Noi da Mogliano. Da Mogliano? Sì, Mogliano. Diciamo quelli più vicini sono Musestre, quella parte lì, diciamo, perché gli altri sono un po' più verso il Piave, gli altri sono un po' più verso il quartiere del Piave, insomma, quelli più vicini sono quelli di Musestre. Però okay, insomma ce ne sono molti altri da vedere. E a Mogliano avete visto anche lì la sfilata? La sfilata
c'è domenica a Mogliano, ma sono meno cari di Treviso. Quindi insomma Treviso è sempre Treviso. Ma sì, dai, poi oggi è martedì grasso, c'è festa. Bene, allora buona continuazione anche a questa nostra diavolessa. Noi continuiamo andando avanti perché è bello vedere tanti volti, tanti trucchi, tanta gente, tanti bambini, tanti giovani che si divertono ed è proprio particolare proprio questo momento inevitabile, i bambini con i coriandoli. E allora noi stiamo ancora cercando di capire se c'è un problema di spazio e quindi noi intanto avanziamo cercando di vedere qualche altra maschera caratteristica, chiamiamola così. Vediamo. Ecco, i bambini che non cambiano mai. Ma qui abbiamo una serie di Batman. Chi è che vuole parlarmi? Chi è Batman qua di voi? Tu sei Batman? Lui invece? Tu cosa sei? Sono Super Mario. Ah, Superman. Mi sembrava Super Mario Bros, a me dire la verità. Allora tu invece? Harry Potter. Io Batman. Ma qual è secondo voi la maschera più bella? Harry Potter. Joker. Superman lo sento un po' debole. Ninja. Anche Ninja. Ma tu da Superman non puoi dire niente? No. È timido, un Superman un po' timido, Guarda qui, invece tu sei? Egiziana. Bene, allora guardate tutti questi bambini e il simbolo del carnevale, la volontà e la voglia anche di potersi, come dire, vestire e interpretare quelli che sono i loro beniamini del tempo. Poi dietro abbiamo i nonni che evidentemente... I nonni proprio? I nonni, Ha ragione lei. Ecco, e allora i nonni però non si vestono o sono Superman tutti gli altri giorni? No, sono vestiti come gli altri giorni, però si divertono a aver portato i nipotini. Però bisogna essere un po' Superman per fare i nonni. Sì. Ha ragione lei. sono un po' così questi bambini di oggi, sì. Se non sei Superman non gli tieni testa. O Superman o Batman ho visto qualche ninja anche, ma ho anche visto un ragazzino vestito da Masterchef. Addirittura? E quindi anche questo... Nonno! Ciao nonno! Ah, quindi avete i nonni a casa? Sì! Allora, dai, forza, salutiamo il nonno. Per tutte le età! Ciao! Dai, allora, per tutte le età... Cosa? Guardate! Venite a vedere Carri e se non potete guardateli su Antena 3. Grazie, ecco, così avete visto, ci siamo anche fatti lo spot senza volerlo. Allora, vediamo se sono pronte perché vedo che dovrebbero finalmente arrivare diciamo così, il clou del ballo, perché anche l'anno scorso il gruppo domenicano aveva fatto una bella performance di tipo musicale danzante. Allora vediamo insieme se queste majorette ci entusiasmano come l'anno scorso. Ecco qua, allora abbiamo visto uno spezzone, diciamo così, della danza di questo gruppo. Adesso cerchiamo di avvicinarci. Devo dire che si sente il Centro America, America Latina, sa molto Carnevale di Rio per certi versi. E allora vediamo ancora una volta poi questi bellissimi costumi.
ci può raccontare i costumi? Chi è che conosce i costumi che ce li può raccontare? Es el costume de Diablo, de República Dominicana. Allora, questo è il diavolo. Es giusto? el Diablo. E avanti invece a sinistra? El conilio. Cioè? Conilio. Ah, il coniglio. Sì. Ma quello lì invece che sembra... Ese parece como un búfalo, ¿verdad? Es típico de Las Vegas, de la Vega. Una città di là della Repubblica Dominicana, un paese, la Vega, quello là. Qual è il paese? Della Vega, di Repubblica Dominicana. Ma rispetto alla capitale dove sta? La capitale è Santo Domingo. Santo Domingo. Sì. Ecco. Comunque avete capito, abbiamo le maschere tipiche della Repubblica Dominicana e naturalmente l'energia del merengue. Antena 3 direttamente. Ciao ragazzi, come state? Questo pomeriggio vi rendiamo omaggio alla nostra musica, il merengue, direttamente dalla Repubblica Dominicana. Ciao, buon pomeriggio! Ciao Treviso! Vi abbiamo portato un po' di sole questo pomeriggio, dai! Mamma mia che conquista! Guardatelo! Ciao, 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 ciao! Beh, devo dire che come costumi la Repubblica Dominicana ha una marcia in più, almeno al momento, per quelli che siamo riusciti a vedere fino adesso, come costumi danzanti sicuramente. Allora, intanto noi piano piano abbiamo superato anche i bastioni San Marco e siamo lungo il viale che ci porta a Piazzale Burchiellati e nel frattempo abbiamo lasciato l'associazione culturale Io Soy Domenicano qui e là, cioè sono domenicano qui anche lì, della Repubblica Dominicana, e omaggio al merengue domenicano. Allora, qui invece abbiamo, non tutti gli esperimenti riescono con il buco ad occhio, perché dovremmo essere a Ponte Carpaldo di Eraclea. Vediamo se è vero. Esatto, quindi siamo qui. Devo dire che abbiamo veramente la sfilata in erba, nel vero senso della parola. Sì. Proprio bambini. Esatto, piccolini. Per abituarli subito. Esattamente. Allora, chi è che mi può raccontare il vostro carro? Chi è il capocarro? Sta dietro? Sì. Vabbè, andiamo a cercare, grazie, buona sfilata. E allora, intanto che vediamo la danza di questo gruppo, ti ricordo Ponte Crepaldo di Eraclea, allora cerchiamo di vedere un attimo, di capire quello che è, diciamo così, il senso di questo carro, che devo dire è un ottimo colpo d'occhio anche in termini di altezza. Abbiamo anche un DJ e proprio sono organizzati davvero alla grande. Qui abbiamo sicuramente una serie di movimenti non da poco. Allora adesso cerchiamo di capire chi è il capocarro. Sai dirmi chi è il capocarro? No, non sai dirmi. È lui il capocarro? Allora andiamo dal capocarro che così ci racconta. Mi dicono che lei è il capocarro. È il capocarro? Claro, là, è qualche guida. Dov'è? Il capoguida del trattore, quello che guida. Ah, ok. Allora andiamo a vedere. Vediamo se riusciamo a trovare. Allora. Vediamo intanto con Simone la bellezza di questo carro e anche tutti i meccanismi. Non tutti gli esperimenti riescono con il buco. Sai dirmi dov'è il vostro capocarro? Il capocarro è che guida, se no là davanti in qualche ma chi ci può spiegare questo carro? Perché così riusciamo a farci raccontare, diciamo così, la difficoltà, la bellezza. Lui? Mi dicono che lei è
quello che ci può raccontare il carro, è vero? Perché il capo. Più avanti. Ma sì, mi hanno mandato qua. Dopo vi racconto tutto. Ma perché? Ci vediamo dopo. Preparo il discorso. Ma come il discorso? No, ma siamo qua per capirlo adesso questo qua. Quanti motori avete messo qua? Quanto ci avete lavorato? Da aprile l'anno scorso. Da aprile? Abbiamo fatto tutto nuovo quest'anno. Tutto nuovo. Ma quante macchine ci sono? Quanti motori ci sono che lavorano qua dentro? Una ventina. 20 motori. Certo che voi a Ponte Crepaldo vi mettete lì, vi mettete a fare le cose in maniera seria. Sì. Quanta gente ci ha lavorato? 8 persone. Complimenti. E allora vediamo questo bellissimo carro. Devo dire notevole per quanto riguarda i meccanismi, per quanto riguarda i motori, perché guardate tutti i movimenti e sembrano cose molto semplici. In realtà, come dire, costruire un carro del genere con le altezze, il cartapesta, la progettazione, dovete immaginare quanto lavoro c'è e soprattutto quanta passione, perché non è che qui, voglio dire, uno prenda dei soldi, anzi probabilmente ne spende per raggiungere questi livelli, però ovviamente la soddisfazione non ha prezzo e la soddisfazione di poter sfilare a Treviso con la gente che ammira il tuo carro è qualcosa di davvero notevole. Noi continuiamo la nostra lunga diretta dedicata proprio ai carri mascherati qui a Treviso nella sfilata del Martedì Grasso. Io credo che grazie a questa splendida giornata di sole da notare lì la gente si è addirittura messo il plaid per prendersela comoda abbinando la festa, la sfilata a un momento di sole dopo il freddo dell'inverno. Ecco, questo è un altro dato molto bello e particolare, cioè il fatto che potremmo definire che questa è la sfilata che ci porta all'inizio della buona stagione. Del resto siamo al 4 marzo, 4 giorni, il famoso Capodanno Veneto che sancisce da sempre l'inizio della nuova annata, il famoso Caodeanno. E qui insomma continuiamo a vedere sfilare i carri, abbiamo visto gli amici di Ponte Crepaldo di Eraclea, non tutti gli esperimenti riescono con il buco, ovviamente là sotto con il suono è difficile farsi spiegare perché non tutti gli esperimenti riescono col buco, ma glielo chiederemo magari più avanti quando arriveremo davanti alla giuria che sancirà il voto per quanto riguarda appunto questo carro. E dunque quello a seguire, altra coreografia devo dire non male, qui andiamo, se non vedo male, ci spostiamo verso l'Olanda, ci ricorda molto la pubblicità dell'Olandesina, ma forse molti di voi non se la ricorderanno, ma noi invece che abbiamo un po' dell'età, il carosello con l'Olandesina ce lo ricordiamo, ecco. Cominciamo a vedere le olandesine che stanno ballando e che stanno arrivando. Nel frattempo il nostro Simone continua a far vedere nonni e nipoti insieme. Da quanti anni viene a vedere la sfilata? Qua, da sempre, da quando che avevo 7 anni, sì, non lo so. Quindi ha portato i figli e adesso porta i nipoti? No, siamo solo noi nonni, perché i figli sono sparsi qua. Questo è uno che ho ereditato qua di amici. Ah sì? Quindi voglio dire, comunque 3 generazioni. Sì, sì. Qual è la magia del carnevale? Perché venire qui alla sfilata? Perché, vede, nonostante tutto quello che sta succedendo anche adesso, questo è un momento di allegria. Poi ho visto dei carri che sono l'integrazione. Perciò è bello vedere anche tutto questo e poi i bambini, i colori, tutte queste cose che sono che per un attimo possono dare. Ecco, insomma, diciamo che ci porta un po' di ottimismo, diciamo. Sì. E poi c'è il sole oggi. Grazie, buona sfilata. Simone, vediamoci le olandesine che ballano, via. Guarda le olandesine. Ma non sapevo che ci fosse un pezzo di Olanda a Castagnole.
sì, proprio così, hai visto, con un sacco di tulipani. Beh, devo dire, come ci si sente a vestirsi da olandesina? È emozionante stare in mezzo a tutte queste persone, è emozionante portare un'altra cultura. Belle le trecce, originali? Sì, sono mie. Ah, non sono extension? No. Andiamo avanti allora. Ma tu non sei olandesina? Mi sa di no, sono olandesino. Ah, olandesino. Esatto. Vestito da? Un po' contadino qua. Il contadino olandesino. Esatto. Allora, questo, giusto perché lo raccontiamo, è la contrada Santa Lucia di Castagnole, allegria olandese. L'allegria olandese a Castagnole, ma cosa c'entra? Perché vi siete inventati sta roba quest'anno? Perché aveva voglia di cambiare, perché giustamente è bello che sia una canzone apposta dell'olandesina. Complimenti per le trecce, immagino siano originali. Grazie, buona sfilata. E allora vediamoci un po' di coreografia. Andiamo avanti perché sennò non riusciamo a parlare col capocarro. Dato il nome e il cognome. Favotto Luciano. Senti, ma voi siete un colmello di una frazione? Perché Santa Lucia è una frazione, No, un colmello. Proprio il colmeo? Sì. E come, in quanti avete lavorato per questo carro e per questa coreografia? Questa coreografia abbiamo cominciato a giugno. A giugno? A giugno. Quindi vi siete fatti tutte le ferie tra progettare, fare? Certo. Ma chi ve lo fa fare? Appunto, perché ci piace. Vi piace costruirlo o vi piace poi vedere tutto sto spettacolo di gente che vi guarda? Lo spettacolo che la gente, il calore che ci dà. Quanti motori avete qua e quanta gente ha lavorato al carro? Una ventina di persone. E motori che muovono? Quanti meccanismi avete che muovono? 20. Anche quelli. Complimenti, andiamo a vederlo. Allora adesso con Simone facciamo vedere, dopo la coreografia facciamo vedere il carro, perché vale la pena. Guardate la serie di movimenti. Attenzione che tutti questi movimenti sono elettrici e idraulici. Quindi immaginatevi tutti i movimenti che ci sono dietro. Guardate, attenzione, poi si muoverà qua, guardate, che alza i tulipani. Sono quelle particolarità che vi fanno pensare quanto lavoro ci sia dietro di progettazione in un carro. Uno dice sembra semplice, ma questa gente comincia da giugno, c'è gente che da domani mattina comincia a lavorare il nuovo carro. Intanto quindi abbiamo lasciato, ma lo ritroveremo sicuramente più avanti, lo rivedrete più avanti, grazie alla regia del nostro Renato Capoia, le telecamere di Simone Merlo che è qui con me, ma anche di Tommaso Migot e di Nicoletta Rizzetto lungo tutto il percorso, grazie a questa nuova tecnologia che ci permette di non essere più collegati a una regia diretta ma a una regia virtuale, che è quella appunto di Renato Capoia, che sta seguendo la sfilata e ve la sta proponendo. Allora, abbiamo detto che questi era la contrada di Santa Lucia di Castagnole, anzi il colmello come amano loro definirsi, sono anche a ritmo, non so se avete notato, allegria olandese. Dall'allegria olandese andiamo alle piratesse di carnevale.
perché bisogna ammettere che le piratesse hanno un che da farsi vedere. Allora vediamo, le piratesse di Carnevale sono tutte piratesse, non c'è manco un pirata, sono tutte piratesse, e devo dire, ecco, e anche qui abbiamo un altro carro, devo dire, notevole. Allora, cosa dici Simone? Avanziamo, facciamo rivedere le piratesse gamba lunga, come direbbe qualcuno, che è giusto che sia così perché comunque abbinano questo vestito, diciamo così, da battaglia con una certa sensualità. E allora andiamo dalle piratesse, anzi da chi, adesso vi faccio perdere il ritmo. Buongiorno signora piratessa, devo prendere paura. Non è violento. No, non sono pericolosa, pericolosa. Devo dire complimenti per la Miss. Grazie, gentilissimo, grazie. Allora, ci si sente molto sexy vestite così? Più che sexy è un'emozione che ti regala Treviso e questa per me è una cosa fantastica. Bello. Beh, devo dire che anche voi vi state presentando molto bene. Grazie. Complimenti e buon ballo. Grazie. E allora vediamocene un po' ancora queste. Ecco qua, le piratesse. Ricordo gli amici del Carnevale di Falzè, i pirati, anzi le piratesse del Carnevale. E allora ascoltiamo un po' anche di musica e del loro ballo. E allora adesso cerchiamo di andare verso il capocarro. Insomma, ma è una capocarro? Certo che sì! Allora, da dove vi nasce questa idea? Beh, noi abbiamo una storia di carri mascherati. Ah, pensavo di pirati. Di pirati, anche di pirati! No, la storia di carri mascherati, però quest'anno come mai l'idea dei pirati? Anzi, perché avete messo il titolo ai pirati del Carnevale ma siete tutte piratesse? Beh, abbiamo anche i nostri pirati, pochi babboni. Pochi babboni. Però devo dire che la maggioranza è donna qui, Certo, ma noi siamo un po' di forza femminile, ci vuole. Ecco, allora l'idea da dove nasce? Volevamo fare qualcosa di un po' di diverso dai soliti carri, abbiamo trovato questo e ce lo siamo adottato e lo siamo sentiti nostro. Ecco, la coreografia del ballo, mentre andiamo avanti, se no qui blocchiamo tutto, la coreografia del ballo chi è che la pensa? Le nostre coreografe, noi abbiamo 3 coreografe che si danno molto da fare. E quali sono le coreografe? Sentiamone una. Morena e le altre 2 le abbiamo un po' indietro perché sono un po' infortunate, si preparano per la coreografia. Ah, perché adesso voi la coreografia la fate davanti alla giuria? Alla giuria, certo. Quindi staremo lì a vederla con l'altra camera. In quanti avete lavorato per questo carro? Un pochino sì, noi partiamo a settembre a lavorare tra il carro, le prove balletti, i costumi e ci mettiamo anima e cuore e arriviamo a gennaio. Allora i carri li fanno gli uomini e i vestiti li fanno le donne oppure fate anche cartapesta pure voi? Se serve anche noi, in mancanza di manodopera sì. Grazie, buona sfilata, ci vediamo dopo. E allora, vediamo la coreografia. Vi ricordo che tutti i carri, una volta davanti alla giuria, fanno la loro coreografia di ballo, che è una delle componenti per poi la valutazione e il voto, chiamiamolo così. E noi stiamo cercando di arrivare lì proprio sotto al palco
perché così possiamo vedere il vero e proprio ballo, e devo dire che ce la stanno mettendo tutta. Continuiamo a vedere anche il carro degli amici del Carnevale di Falzè, dicevo appunto i pirati del Carnevale, e siamo al carro numero 12, quindi abbiamo appena passato la metà dei 23 carri che passano. Allora vediamo questo carro, da notare anche qui notevole la costruzione, forse qui un po' meno di, chiamiamolo così, meccanizzazione, meno movimenti, però la nave dei pirati ci sta tutta, e devo dire che c'è un discreto lavoro di costruzione. Qui non è cartapesta, qui è veramente è legno compensato. Quanto ci avete lavorato per fare sta barca? Abbastanza. Abbastanza vuol dire da un bel po', non so perché io non faccio parte dei carristi, ma comunque i carristi. Devi lavorare insomma. Sì. Giorno e notte, perché si finisce così. Sì. Ci vuole tanta passione per fare i carri. Sì, tanto. Va bene, allora ci vediamo dopo per la sfilata. Grazie. Allora, continuiamo la nostra sfilata. Fammi fare un'intervista a questa mamma col cappello. Bello, la zia. La zia, lei è la mamma? Intervistiamo la zia. Dai, con sto cappello qua, non è che il bambino prende paura. Abbastanza, sì, traumatizzata, infatti adesso cerchiamo di calmarla. Non mi pare tanto traumatizzata, più che altro sonno un po'. Dai. Per voi deve venire qui a farvi un po' un giro a Carnevale? Certo, bellissimo il Carnevale di Treviso. Sì. Voi siete un po' bambini anche noi, no? Sì, ci divertiamo. Insomma, siete molto giovani, via. Sì, dai, quasi 40. Ho aperto la ricrescita qua per me. Cosa vuoi? Ho ovviato con la tinta così, Ho sbagliato tinta però. Piccoli errori, capita, un giorno all'anno va ben così. Grazie, buona sfilata. È bellissimo. Voi è proprio la capacità di, come dire, dell'ironia, del prendersi in giro, del divertirsi, del vivere con i coriandoli e con tutto quello che ne consegue. E adesso invece vediamo all'orizzonte l'arrivo dei nuovi carri. E insomma qui abbiamo come dire, una grande sfilata di carri, abbiamo molta gente. Ma voi adesso siete tutti sportivi? Chi volete salutare? Aspetta. Ma tu hai il nonno, qualcuno a casa che guarda? Sì, mio nonno sì. Allora dai. Aspetta. Allora, come si chiama tuo nonno? Dino. Di dov'è Dino? Ciao Dino. Allora dai, saluta il nonno. Ecco, questo è un saluto a tutti i nonni che stanno seguendo in diretta su Antena 3 la sfilata di Carnevale. Questa è la simpania. Dimmi. Forza Milan! Ecco, così abbiamo accontentato anche. Buongiorno. Buongiorno, come sta? Bene, io e tu? Anche molto bene, non vedo l'ora di finire nel telegiornale. Bene, fa piacere. Piccoli bambini crescono, speriamo che continuino, come dire, a rimanere bambini così. E intanto noi continuiamo a vedere la sfilata, perché tra le altre cose adesso cominciamo a avere un altro carro, e qui invece abbiamo Peter Pan e la ciurma di Soligo. Cosa fa ciurma di Soligo qua? La ciurma di Soligo fa Peter Pan e la ciurma di Soligo. Sì, ma facciamo vedere chi è, come dire, Capitano Uncino. Nella vita sindaco, per Carnevale Capitano Uncino. Certo, per i ragazzi si fa questo e altro. Beh, insomma, pensavo più Peter Pan, di la verità. No, Capitano va bene. Però Uncino.
Beh, comunque devo dire notevole. Sì, quanto ha lavorato questo gruppo? Andiamo avanti perché sennò... Hanno lavorato diversi mesi e devo dire che sono veramente un bel gruppo affiatato, è la cosa più bella perché impegna veramente tante persone, da chi fa i costumi a chi lavora al carro, a chi pensa ai balletti, veramente un gran lavoro. Come sono riusciti a scritturare il sindaco? Perché di solito i sindaci vengono con la fascia, vestirsi così. Ma il sindaco fa parte del paese e quindi i ragazzi me l'hanno chiesto, io ben volentieri ho accettato anche perché mi diverto, sono tutti ragazzi giovani e se lo meritano soprattutto. Ecco, in termini di aggregazione, di gruppo, di comunità, un carro, un carnevale, poi voi avete anche una tradizione in quella zona del quartiere del Piave. Sì, noi quest'anno è la seconda volta che abbiamo organizzato il carnevale proprio in paese, tieni presente che del nostro gruppo sono più di 90 i figuranti, quindi è un sistema, è un sinonimo anche di aggregazione, di spazio, di voglia di stare assieme, quindi una bella manifestazione e un bel momento. Allora il prossimo anno lo chiediamo anche a Mario Conta di vestirsi. Beh, minimo, può solo imparare. Ok, lasciamo anche il sindaco di Fara di Soligo e andiamo a vederci un po' dei figuranti di questo gruppo, il gruppo Quei de Soligo, Peter Pan e la ciurma di Soligo. Attenzione al carro! Porta in alto la mano, segui il tuo capitano, muovi a tempo il bacino, sono il capitano. Giro, un passo avanti on the jungle, un altro indietro, vai. Attenzione al carro, muovi a tempo il bacino, sono il capitano. Giro, porta in alto la mano, segui il tuo capitano, muovi a tempo il bacino. Saluto a Pena 3 direttamente dal mio microfono. Passo avanti on the jungle, un altro indietro ballando, muovi a tempo il bacino, sono il capitano. Dai, come su una barca di pirati in festa, io con la bandana in testa ti do la ghiaccia, la bolla barra e dentro la piscina c'è chi prova, stare a galla come una palla. Ti giro intorno seguendo il tuo bacino, bello come il mondo rotondo, io dici tu, come 5 sesto, perché sono il capitano, il capitano. Capocarro? Allora, la tentiamo così l'intervista. Qui raccontami un po' il carro, quante macchine, quante persone ci hanno lavorato? Una decina di persone ci hanno lavorato, macchine, ci sono 7-8 motori elettrici che fanno andare i movimenti. E come vi è venuto in mente questa cosa? Noi vogliamo sempre portare festa ai bambini, cerchiamo sempre un carro a un tema conosciuuto soprattutto sui cartoni e poi... Ma la vera domanda è come avete convinto ad aprire la sfilata il sindaco? Non è stata facile, ma il sindaco è con i giovani, quindi è giusto. Non è che avete detto se non vieni non ti votiamo più? No, quello no. È un sindaco giovane e è giusto che venga a divertirsi anche lui, no? Ecco, per voi cosa significa costruire un carro, cioè fare comunità tutto attorno a un'esperienza che dura, diciamo, il periodo di carnevale e basta? No, diciamo che noi partiamo a settembre, subito dopo la vendemmia, siamo una decina di persone, più... Allora le ragazze si occupano della parte dei balletti, noi uomini invece sulla costruzione del carro. È un gruppo importante perché siamo oltre 100 iscritti. Insomma, una volta mollato il carro pieno di prosecco si comincia col carro di carnevale. Esatto, proprio così. Ok, rallenta un po' che se no mi ammazzo. Ok, grazie, abbiamo sentito anche il capocarro di questo carro e con Simone cerchiamo di vedere se riusciamo a far vedere tutti i meccanismi.
Guardate quanto lavoro c'è, pensate che questo è un carro che viene realizzato appena finito la vendemmia del Prosecco, cioè smettono di portare giù l'uva e cominciano a costruire il carro. Questo è un altro segno di territorio e dei tempi. Allora, io però volevo tornare un attimo indietro perché ho visto un paio di... Signora, buonasera. Buongiorno intanto. Buongiorno, sì, ormai è pomeriggio. Allora, di che cosa è vestita? Da niente, da giorni, da giullare? Da giullare, sì. Com'è questo carnevale? Come lo sente? No, bello, tanta gente, sì. Ma è la prima volta che viene? No, sono di Treviso, li ho visti tutti ormai, da quando ero grande così. Rispetto a un tempo tanto sofisticato o tutto sommato? No, semplice, cioè tranquillo, normale, senza troppi cari sofisticati. Bene, a questo punto, come diciamo sempre, vuole salutare qualcuno? No, ce li ho tutti qua, quelli che voglio salutare. Guarda qua, guardate quanti ragazzi, grazie signora. E questo è il carnevale di Treviso. Vorrei che Simone alzasse un po' la camera per far vedere questo colpo d'occhio bellissimo con questa luce, mentre sta arrivando un altro carro. Allora, abbiamo lasciato il gruppo di quelli del Soligo e invece adesso andiamo sul Montello. Ma andiamo sul Montello con Re Carnevale? Ciao qua. Ti ricordi ieri sera che hai fatto vedere la Battaglia 3, il faraone, ero io. Eri io. E anche l'America mi sfuggi ero. Anche. Adesso Re Carnevale sul Montello. Era Re Carnevale perché sono Re. Re Carnevale. Ma guarda che qui abbiamo già un Re Carnevale a Treviso, Sì, ma sai che è nato avanti il nostro Re. Lo so. E siccome vengono a fare Brusada Vecchia, pensavo di mettermi in lista di fare Re. No, Vecchia Brusada. Anche quello sì. No, vedo che spesesto è l'anziano là. Beh, insomma, voi quest'anno avete deciso di fare questo carnevale, proprio. Ma come mai è venuta in mente questa cosa? Ho trovato questo soggetto qua e ora io adesso come rappresentante mi sono vestito da Rea. Però devo dire che la corte è alquanto variegata. Sì, sono tutti i miei giullari questi. Tutte giullare? Tutte giullare, anche giullari, sì. Ma devo dire, bel colpo d'occhio delle giullare. Però una cosa solo mi manca la regina. Aia. Allora lanciamo un appello. Sì, dobbiamo fare un appello. Girati qua. Simone, il Re Carnevale di Selva lancia un appello. Mi serve la regina, mi manca quest'anno. Era il top. Ecco, quindi cercasi regina disperatamente per il Montello. Perfetto. Bene, buona sfilata, grazie. Allora adesso vediamo un po' di giullare che danzano e ballano. Ecco qua, allora il carnevale di Selva! Viva quello di Selva! Notevole il cappello! Bellissimo tuo carnevale qua! Viva Selva! Il carnevale di Selva, i migliori! Insomma, avete visto, adesso vediamo se riesco a trovare anche il capocarro qua, ma il capocarro qui chi è? Se te lo mando. Ecco, se riesce a mandarlo così ci facciamo raccontare un po' la particolarità del carro. Allora, nell'attesa che attendiamo il capocarro, vado da un collega Paolo Calia del Gazzettino. Paolo, sì. Allora, sfilata, non sei di servizio, però fino adesso che voto dai? Una bellissima sfilata, un bel pomeriggio, diciamo che un bel lotto, se lo merita tutto fino a questo momento. Senti, più le coreografie o i carri? Più i carri. A me di più le coreografie. Vedi che le nuove generazioni apprezzano di più la musica. Bene, mi fa piacere. Allora ringraziamo Paolo, così abbiamo sentito anche la voce della stampa, seppur non di servizio, e nel frattempo ci siamo persi il capocarro. Stavo cercando il capo, niente, forse l'abbiamo perso, vabbè, lo troveremo più avanti. Come vedete ci stiamo già avvicinando a quello successivo, altro colpo d'occhio importante. Simone, avanza. Oh, guarda qua. Speranza e carità.
Sempre, tanta da vendere anche. Anche da vendere? Anche da vendere a quanto? ci serve. Non facciamo euro perché parliamo col cuore. Col cuore e col sentimento. Ah, bene. Ecco. Ma come mai la scelta di vestirsi da suora? Così, per cambiare quest'anno diamo una speranza alle persone. Quindi date e date sempre. Ecco, questo è un altro bel segnale, seppur con divertimento, però è un segnale per far riflettere. Noi avanziamo un po' perché vale la pena vedere un po' di colpo d'occhio tra un carro e l'altro, mentre continuiamo a far vedere le persone che si vestono nelle maniere più particolari. La cosa piacevole è pensare che tutte queste persone normalmente in un altro giorno dell'anno difficilmente si vestirebbero così. Però volevo avanzare perché devo dire che uno dei costumi, diciamo così, che mi hanno colpito di più, se riesco, ve lo faccio vedere tra un attimo. Qui vabbè, poi abbiamo una serie di giovani con i costumi, diciamo quelli tipici del tempo, o comunque delle varie così, dei film o comunque dei beniamini. Ci stiamo avvicinando al carro successivo e però forse ci arriviamo, perché ho visto io diciamo quello che secondo me è uno dei costumi che vale la pena far vedere, perché non capita tutti i giorni. Simone, se sei con me, vediamo se riusciamo a conoscere. Oh là, è da un'ora che la sto guardando. Venga. Simone, abbiamo la porcellina, eccola qua. Aspetti che mi devo gonfiare. Ah, quindi è una porcellina per il momento sgonfia. Adesso vediamo la porcellina che si gonfia. Eccomi qua, buongiorno. Buongiorno, come mai la scelta di vestirsi da porcellina? Volevo essere originale. Qui purtroppo ci sta anche il doppio senso, Lo so, ma non bisogna guardare il doppio senso, bisogna divertirsi. È il doppio senso. Beh, devo dire, porcellina gonfiabile non è male. Ok. Grazie. Quindi abbiamo visto come anche a volte Timi. Ciao a tutti, c'è mio papà che mi guarda nel telegiornale. Ecco, così abbiamo accontentato anche lui. Qui abbiamo il nuovo carro e avanziamo. Devo dire non male la porcellina gonfiabile, andiamo avanti. Allora, qui dovremmo essere al gruppo Carnevale Insieme di Signoressa. Adesso cercheremo di capire. Paw Patrol. Eccolo qua. Senti, ma chi è che ci racconta il carro? Chi è che ci racconta il carro? Chi è il capocarro? E io che ne so? Ah, beh, ero la balla. Chi è il capocarro? Andiamo avanti. Simone, tu vai a vedere il carro nel frattempo. Allora, raccontaci intanto questo carro che è l'unico che ha un titolo inglese. Il titolo è Paw Patrol, il famoso cartone animato. Vieni avanti perché parla con uno di loro. No, vieni. Vieni avanti così riusciamo a parlare. Ma come vi è venuto in mente a voi? Niente, visto il cartone animato, ho trovato il carro. Noi attripiamo il carro per i bambini, punto e basta. Solo per far divertire i bambini. Altri non ve ne satirano, niente, solo bambini. Ho capito. Ma questo carro qua l'avete fatto voi o l'avete? Allora, qualcosa abbiamo comprato, qualcosa abbiamo fatto. Ah, perché poi, come dire, ci sono dei pezzi che possono essere acquisiti e degli altri che fate voi. In quanti ci avete lavorato e per quanto tempo? Da settembre a gennaio in 8-10 persone. Giorno e notte? No. Fine settimana? La sera. Gli ultimi giorni anche da notte? Delle volte sì. Quanta cartapesta? Tanta. E quanti motori lavorano qua? Qua lavorano 5-6 motori. Quindi c'è sempre un ingegnere, un meccanico, tu sempre pronto perché se si blocca qualcosa? Ma chi ve lo fa fare? La passione, i bambini. I sorrisi. Loro qua mi fa fare. Grazie. E allora abbiamo sentito anche il capocarro del Carnevale Insieme di Signoressa. Guardatevi questo carro con tanto anche di bolle di sapone, che è un bel effetto, e la meccanica
avete sentito insomma quanto ci si lavora dietro e poi appunto tutti gli effetti che vengono. Simone, fai vedere tutte le bolle di sapone, che fantastico. Questa è, come dire, un'altra delle tante magie del carnevale. Occhio Simone che c'è il movimento, poi abbiamo quelli che hanno eccoci qua che continuiamo a vedere questo carro. Ricordo il gruppo Carnevale Insieme di Signoressa, Paw Patrol, che è un cartone animato, quindi fatto questo carro per far divertire soprattutto i bambini, quindi niente satira, solamente divertimento per i bambini, perché si possono riconoscere in questo personaggio, in questi personaggi. Carnevale Insieme Signoressa, avete visto? E poi va ricordato che queste cose vengono tutte con volontariato e con il supporto della comunità. Questo è altrettanto importante ricordare, perché arrivare alla comunità, riuscire ad arrivare, come dire, a sostenere questi eventi come comunità è altrettanto importante. Colpo d'occhio col nostro Simone che praticamente è sommerso dai coriandoli, letteralmente sommerso dai coriandoli. Colpo d'occhio, devo dire, notevole per questa sfilata di carnevale qui a Treviso. Come vedete siamo a ridosso di Porta Fra Giocondo, ci stiamo lentamente avvicinando a quello che è il palco della giuria. Allora, visto che ci sono, ne approfitto, vi voglio ricordare i componenti della giuria, perché ritengo importante, in particolare Marco Varisco, perché i vincitori di questa sfilata di carri riceveranno proprio un vero e proprio trofeo di vetro inciso dal maestro Varisco. E poi abbiamo rappresentanze di diversi, come dire, una giuria fatta con diversi punti di vista, da Los Massadores, l'ex sindaco di Riese Pio X, ad esempio il presidente della Prologo di Sernaglia. Vediamo se poi sarà di parte o meno. Bene, noi stiamo avanzando con il prossimo carro e la prossima coreografia. Qui abbiamo cose in viola e quindi dopo il gruppo Carnevale Insieme Signoressa dovremo andare in qualcosa di culinario ad occhio, perché dovremo essere all'allegra compagnia di Porcellengo. Vediamo se ci azzecchiamo, mi pare di sì. Esatto, questa è l'allegra compagnia di Porcellengo che ci propone il sushi in saor. Adesso bisogna riuscire a capire perché il sushi in saor e chi ce lo può raccontare. Intanto vediamo vestiti all'orientale e vediamo di seguire un po' anche la coreografia con la musica. Capocarro, sì. Cioè vabbè, fluidi, via, fluidi. Come vi è venuto in mente voi qua, signoressa, di fare questa cosa? Ma era una cosa un po' fuori dal solito, era un po' un tema particolare e abbiamo deciso di fare. Ma perché il sushi saor? Perché adesso sta spopolando questa moda del sushi, no? E allora volevamo trovare un collegamento tra il Giappone
e il Veneto, e allora abbiamo trovato questo. Perché io pensavo che fosse una cosa tipo, una volta si diceva lanciare la sarda siccome non si lancia più la sarda perché ormai non è più di moda, lanciate i sushi. Però questa è un'idea. No, detto questo, allora la coreografia e quanta gente ci sta lavorando? Allora che lavora sono una ventina di persone, la coreografia sono quasi 60, forse anche di più, 60-70. Ecco, ma come siete riusciti a recuperare 60 ballerine e soprattutto quando trovare? Siamo qua, prossimo anno è 25 anni che facciamo carnevale e quindi abbiamo un po' una tradizione, quindi la manteniamo. Quante generazioni di ballerine ci sono? Diverse. Beh, devo dire che comunque si mantengono tutte in forma. Sì, sono tutte in base. Ecco, da una parte allora ci sono le ragazze che organizzano la coreografia, i costumi immagino. Esattamente. Invece quanta gente ha lavorato al carro? È una ventina, 15 persone dai, 15, anche meno a volte. E voi avete cominciato quando a costruire? Questo carro a settembre, anche prima. Fine estate si parte, per l'anno dopo. E chi è che cosa fate? Avete un consiglio, qualcuno che dice? Un'associazione, poi decidiamo e si parte. La domanda che ho fatto a tutti è: ma chi ve lo va a fare? Bravo, non lo so. Ma prossimo anno 25 anni. Così insomma, almeno abbiamo avuto uno che ha avuto l'onestà di dire non lo so ma lo faccio. Potete immaginarvi quanto lavoro c'è dietro a una cosa del genere. E allora sentiamo un po' di musica intanto. Siete dei palloni gonfiati! Sì, è vero! Tutti do! Ma perché vi siete messi così? Perché così vi fate abbracciare dalle donne, questa è la verità! Guardate l'occhio, anzi l'occhiale innamorato! Ma no, sono innocente! E così abbiamo visto anche i palloni gonfiati! Aspetta che facciamo così! È più difficile tirare su un ciccorino, o guidare sto carro. Vedete quanta difficoltà c'è per uscire qua dalla roba. A filo. Ci vuole maestria.
salire sul Cicorino o guidare sto carro? Diciamo che è meglio, una bella giornata. Perché voi dovete sapere, lui è uno degli agricoltori qui di Porcellengo ed l'abbiamo intervistato per l'agricoltura proprio perché ha una produzione alternativa a radicchio rosso del Cicorino e soprattutto poi ha una coltivazione, essendo giovane, ha ripreso l'azienda del papà e dello zio e l'ha rilanciata, eppure da giovane riesce, anzi vuole condividere con gli altri il divertimento, in questo caso con questo carro che appunto è un carro particolare e abbiamo sentito appunto le sushi in Saor. Ricordiamo il gruppo Carnevale, scusate, la Lega Compagnia di Porcellengo, devo dire notevole la Lega Compagnia di Porcellengo. E come vedete ci stiamo portando sempre di più a ridosso del Ponte de Pria e di conseguenza anche all'arrivo. Magari Simone, colpo d'occhio da qua che è molto bello perché qui si riesce a vedere l'infilata dei carri che abbiamo già visto insieme e che adesso state rivedendo grazie alle altre 2 telecamere posizionate nel corso del percorso e abilmente selezionate dal nostro regista Renato Capoia. Allora, abbiamo visto anche questo carnevale, gruppo della Lega Compagnia di Porcellengo con il sushi in Saor, anche questo devo dire un carro impegnativo, interessante e soprattutto un carro di comunità perché ci va assolutamente tutta l'energia e anche tutto il tempo, perché ci vuole tanto tempo per costruire un carro del genere. Adesso noi avanziamo un po', cosa dice Simone? Continuiamo questo nostro viaggio all'interno del Carnevale di Treviso e il prossimo abbiamo gli amici di Merlengo. Allora, ma voi siete gli amici di Merlengo? Gli amici di Merlengo. E la sagra del riso dov'è? A Merlengo? Sì, ma qua non c'è però, il riso. No, qui no, dovete venire a Merlengo in agosto. Ma come mai quest'anno avete pensato a una ribellione? Bella domanda. Lo chiedo al capocarro forse. Meglio sì. E la coreografia chi è che l'ha pensata? La coreografia le ragazze. Ma chi è Tutte le ragazze. Chi è la capocoreografa? Questa prima qui Col fiore? Sì, questa qui tutta. E allora andiamo dalla capocoreografa. Ribellione a corte. Vabbè, diria, non mi ascolta sti tosi, siete disubbidienti. Ciao, zio! Allora, i disubbidienti mi dicono che qui c'è la capocoreografa. Tu sei la coreografa? Non è tutto, dai, ma... Dai, ma chi è che ha pensato il ballo? Siamo divisi i compiti tutte. E allora, prove su prove. Come avete pensato a sto ballo da ribellione? Mi sembra che più una ribellione qua mi sembra una roba. No, la ribellione verrà dopo, adesso siamo soft. Ah, quindi davanti al palco fate la assolutamente sì, non mancate, mi raccomando. Bene, perché vale la pena. In quanti siete che danzate? Qua. 40 ballerine siamo. 40 ballerine, insomma. Siamo 100 persone. Come siete riusciti a mettervi d'accordo in 40 a fare i stessi passi di danza? Guarda che in 40 sto dando. No, dai, sono tutte che hanno messo il proprio. Tutte hanno messo il proprio. Da quanto tempo è che ci state provando? Da settembre. Ormai imparata a memoria, insomma. Sì, assolutamente. Va bene, ci vediamo dopo. Allora, guardiamo qua. Che succede? Che succede? È il mio compleanno. Oh, quanti anni? 18? 24. Se ne sono dai 18, appena sufficiente. Moroso dov'è? Non c'è, non esiste. Allora facciamo l'appello. Compleanno Moroso come regalo, vero? No, si sta bene così. Sta bene così. Carnevale è anche questo. Guardiamo qua, guarda qua quanta gente. Allora, io direi che piano piano avanziamo perché abbiamo capito che il punto dove c'è il ballo, la coreografia vera e propria è sotto e immagino che alcune le abbiate già viste. Allora, qui abbiamo gli amici di Merlengo con Ribellione a corte.
Adesso cerchiamo di capire con quello che dovrebbe essere il re, quindi quello che subisce la ribellione, come funziona. Ecco qua. Ma lei è il re per cui gli altri si ribellano? No, gli animali si ribellano, cioè, praticamente da re maiale comanda l'uomo, non è più l'uomo e viene messo in gabbia. Hai capito? È il rovescio della medaglia, hai capito? Quindi è tipo una fattoria degli animali di Orwell? Esatto. Beh, devo dire non male come idea, quindi un carro che fa anche riflettere oltre che ridere. Eccoci qua. Allora ricordo, gli amici di Merlengo, ribellione a corte. Il nostro giornalista di Antena 3, ecco qui! In quanti avete lavorato per questo caso? Tanto, da agosto! Bravi i nostri ragazzi! E quanta gente ci ha lavorato qua? Da 10-15 persone. E siamo scaglionati o i pensionati vanno di giorno. E dopo i ragazzi, quelli bravi, vanno la sera. Cioè bisogna lavorare in sintonia. Bene, quindi Luca, è così. Va bene. Ciao, buona giornata. E così tutti in allegria. Ricordiamo gli amici di Merlengo. Ribellione a corte. Guardate anche in questo caso. Beh, notevole. E qui abbiamo una riedizione della fattoria degli animali, evidentemente un po' ripensata, come potremmo dire, ripensata agli amici di Merlengo. Capocarlo che è molto bene. Beh dai, comunque un bel lavoro. Cerchiamo sempre di migliorare, perché sia i movimenti sono fondamentali. Però Capocarro, là, se non ti fa spostare il carro non passa. Vai a fargli dire. E tocca tornare a dire. Grazie. Allora, mentre aspettiamo che il sorella me ne porta vicino ma non pescate. La sorella che me la... Come si chiama la sorella? La Donnella di Merlengo. Allora, vai, un saluto alla Donnella di Merlengo. Dal fratello? Dal fratello Claudio. Bene, ok, ciao, buona sfilata. Vediamo che se riescono a passare, sì, perché dovete vedere una cosa particolare, guarda Simone, stanno facendo abbassare tutto il meccanismo, guardate, quindi è proprio pensato per poter passare anche a filo, guardate la particolarità, e adesso ovviamente una volta passato tutto ripartono tutti i pistoni e di conseguenza tutti i meccanismi, cioè fa pensare sta cosa, perché guarda che si rialza tutto come se nulla fosse. Ecco, questa è anche maestria, perché se mi permettete, sì, bisogna star lì, calcolare, montare i motori, montare i meccanismi, pensare a movimentazione, tutti, chi sa di meccanica se ne intende, insomma, è tutto questo nascosto, fra virgolette, sembra una cosa così quasi naturale, invece dietro c'è veramente tanto lavoro, e questo lavoro giustamente viene ripagato dai sorrisi delle persone. Guardate questa miriade di persone lungo le mura che danno proprio l'esatto effetto di che cos'è il Carnevale di Treviso ogni anno, anche in questo 2025. Allora, noi intanto attendiamo il prossimo carro, mentre ci avviciniamo sempre di più potremmo definire al punto decisionale, ovvero al punto dove la giuria decide la bellezza e la bontà del carro. Allora, qui abbiamo, ecco qua, hai visto? Anche questo è il Carnevale. Dimmi. Buongiorno! Eccoci qua, non ho capito cosa è successo perché c'è stato un po' di confusione. Allora, proseguiamo, dimmi. È un bel carnevale! Ecco, così abbiamo raccontato, ecco, abbiamo raccontato anche queste cose. Il prossimo carro che abbiamo sono i ragazzi degli anni 80 di Lovadina,
il drago arcobaleno e il villaggio delle nuvole. Quindi praticamente passiamo, c'è davvero tanta gente. Allora dicevamo, siamo passati dalla ribellione a corte di Merlengo, siamo passati invece ai ragazzi degli anni 80 di Lovadina con il drago arcobaleno e il villaggio delle nuvole. E siamo, come dire, siamo a buon punto, potremmo definire. Allora io direi che con Simone cominciamo ad anticipare un po' la sfilata, perché gli ultimi carri andremo a vederli a bordo, vicino insomma del palco della giuria, così da poterci gustare anche le coreografie che voi nel frattempo avete già visto staccate mentre noi commentavamo da di qua gli altri carri. Allora proseguiamo in questa avanzata, mentre magari lasciamo la linea un po' allo speaker in maniera tale che possiamo avanzare in tranquillità. Tantissimi coriandoli che coloreranno il loro cammino. Combatteranno la noia, la tristezza e la malinconia portando gioia, felicità e allegria. Sono pronti, sono carichi, non di rum ma di energia. Tutti pronti all'arrembaggio. 1, 2, 3, mezzo. Via! I pirati del carnevale! All'alba saremo in guerra. E allora noi andremo in guerra. Will you run? Will you be there for life? I am here, come to me, baby, don't run or hide. On this cold winter night, tell me we'll be forever, and that we'll stay together in the dark and the light. Take me away, so save me, take me away.
Gli amici del Carnevale di Falzè, i pirati del Carnevale! Dove andate? Corsari, tutti in coperta! Che non so cosa voglia dire, ma insomma tornate indietro. Ho sempre sognato di farlo. Vele a dritta, rotta sud-sud-ovest. Torniamo seri, i pirati del Carnevale, amici del Carnevale di Falzè, ricevono l'attestato di partecipazione del sindaco di Treviso, da Re e Regina Carnevale. C'è una festa che mi aspetta, mamma dimmi che vado di fretta, non si canta più dalla finestra. Lo sai perché mi batte il corazon, ho visto la mia tipa fare reggaeton. Lo sai mamma, innamorato son, ho visto tutto il... Ciao pirati! Sensazione del blocco, un tocco, quindi se mi tocchi anche io ti tocco. Hasta abajo, vai sotto, ti sbotto, ma non botto, ma faccio buono col cocco. Tutta la giustizia attraverso i gatti, tutto quanto vedo, tutto quanto perdono. Cosa aspetti, vuole questo tipo di papà, voglio fare le classi, mi vedi in volontà. Salutano, Treviso! Aveva proprio ragione Peter Pan, crescere è un'avventura, ma rimanere bambini è la più grande magia. Unisciti a noi per volare verso l'isola che non c'è, dove i sogni non finiscono mai e il divertimento non conosce limiti. Il gruppo Quei de Soligo presenta Peter Pan e la ciurma di Soligo. Capitano Uncino, niente po' di meno che il sindaco di Farra di Soligo, Mattia Perenzin. Tutto quello che dovete fare è di... Su, proviamo tutti insieme. 1, 2, 3. Questo silenzio cos'è? Sveglia! Non ti arrapporto da me. Spugna! Pendaglio da forca! Non si vede nessuno, si muove.
Il gruppo Quei del Soligo, Peter Pan e la ciurma di Soligo. Sul palco il sindaco di Fara di Soligo, Mattia Perencin, e non lo riconoscete perché è vestito da Capitano Uncino, ma è tutto regolare, è carnevale, è martedì grasso, è giusto così. Questo è l'attestato di partecipazione, la foto di rito e l'applauso per gli amici del gruppo Quei del Soligo. Riprendiamo la linea, come vedete siamo arrivati sostanzialmente sotto al palco dove avete potuto vedere fino adesso le varie rappresentazioni. Tra l'altro abbiamo visto i due sindaci, Mattia Perencin e il sindaco di Treviso Mario Conte, che si sono, come dire, salutati, uno vestito da sindaco e uno vestito da pirata. Però io sono qui perché avete visto all'inizio la sfilata degli anziani dell'ISRA. Abbiamo il presidente dell'ISRA Mauro Michelon vestito, aspetta, mettiamoci da questa parte fronte al sole. Ma perché da capo indiano? Un capo tribù, per questo. Ma che tribù è la sua? Che tribù è la sua? È una tribù più importante, è quella degli anziani, è quella della storia, è la tribù che ha fatto Treviso. Ecco, avete deciso di portarli qua perché vivessero proprio in prima fila. Sì, grazie all'amministrazione comunale, grazie al sindaco, e da un po' di anni ci riserva uno spazio proprio per gli anziani che possono vivere con serenità il carnevale. Ecco, per loro cosa significa? È una giornata fuori dal comune, ma vivere in diretta, non in seconda fila ma vivere in prima fila. Allora sentiamo qualche persona. Ecco, la nostra Almerina. La signora Almerina. Signora Almerina, buongiorno, quanti anni ha? 95. Da quanti anni è che guarda che partecipa al carnevale? Da quando che cominciamo e ho sempre guardato. E ora come che parla il carnevale sto anno? Come che parla il carnevale sto anno? È tutta un'altra roba. Una volta come Gereo. Sono che cari. E invece adesso che... Adesso il Baia. Insomma, Beo. Sì. Meglio una volta o meglio adesso? Mi piaceva di più una volta, ma mi piace anche adesso. Perché... Grazie signora Almerina. Il parere dei nostri anziani conta sempre. E allora adesso vediamo che probabilmente c'è la coreografia adesso che arriva. Che noi, la corte di Re Carnevale, vediamolo insieme. Comunque bellissima questa iniziativa di coinvolgere anche gli anziani dell'Isra. Dal suo maestoso trono il Re Carnevale ammira gli abili e instancabili giullari. Con i loro costumi e la loro allegria, il loro gruppo affiatato vi farà divertire e trascorrere qualche ora di spensieratezza. Attori, partecipanti, suonatori, giocolieri, danzatori. Il Comitato Carnevale Selva presenta la corte del Re Carnevale.
Carnevale Selva ha presentato la corte di Re Carnevale. Carnevale Regina Carnevale consegnano l'attestato di partecipazione a Carnevale di Marca, il comitato Carnevale Selva. Ancora l'applauso al comitato Carnevale Selva con la corte di Re Carnevale. Pubblico di Treviso, ci siete? Allora chi è ancora cosciente di essere qua alza la mano destra. Avanti. Per par condicio alziamo anche la sinistra, che è l'altra. Bravi, quasi. La temperatura, il movimento che tu sei legale. Sfila in questo momento il gruppo Carnevale Insieme di Signoressa. Il carro mascherato rappresenta il cartone animato Potrolla, la squadra dei cuccioli. Perché se c'è un problema, ad avventure, Rider e i suoi cuccioli arriveranno, sai. Marshall, Rumble, Chase, Rocky, sulla scala. Paw Patrol, problema contra tempo. Paw Patrol, saremo in un lampo. Nessuno mai ci fermerà. Paw Patrol, noi siamo qua. Venire qui, Paw Patrol, Paw Patrol, Paw Patrol. Sta per arrivare, indossate il costume e preparatevi a cantare! Quando è carnevale, ogni scherzo vale, bisogna festeggiare, dai vieni a ballare, tutti mascherati, vestiti colorati, da qui fino a domani, sì, guarda quanti coriandoli, io li lancio in aria e tu prendi. Grazie Treviso! Soffiano le stelle filanti, muovi la testa e le spalle, le braccia e le gambe, ripeti con me.
Quando è carnevale, ogni scherzo vale, bisogna festeggiare, dai vieni che Re Regina Carnevale che consegnano l'attestato di partecipazione al Carnevale Marca 2025 al gruppo Carnevale Insieme di Signoressa. Ci hanno presentato il Popo Trolla. Grazie Treviso! Che ci aspetta, su dai facciamo in fretta. Muovi la testa e le spalle, le braccia e le gambe, ripeti con me. Ciao Potrolla! Muovi la testa Grazie Sindaco! le braccia e le gambe, ripeti con me. Quando è carnevale. Ci hanno presentato quei personaggi che mamma e papà conoscono bene. Sage, Marshall, Rocky, Zumba, Rato, Stipe, Ryder. Ormai sono in tutte le vostre case, no? Alzare le tue mani, da qui fino a domani. Signore e signore, fermate un momento che qua c'è un carro del gran divertimento. Dal Giappone arriva il sushi raffinato, ma in Veneto trova un tocco prelibato. Allora, come sentite il commentatore dal palco sta praticamente raccontando quello che noi abbiamo già raccontato prima, ovvero il sushi in Saor, Nicolò della Gasperina che sta appunto raccontando. Ma noi siamo arrivati qua perché adesso è il momento delle coreografie. Allora io adesso, dopo aver sentito i ragazzi della casa di riposo, adesso arrivo verso il palco perché è giusto che siamo a questo punto, visto che siamo arrivati a questo punto della sfilata, cominciare a sentire un po' i commenti. Nel frattempo vediamo quello che è, diciamo, la coreografia. Allora siamo venuti qua proprio perché vediamo un attimo quella che è la coreografia del sushi in Saor e dopo glielo chiederemo, intanto lo facciamo vedere al sindaco e magari con la camera da Nico e anche Simone fa vedere la coreografia come non abbiamo visto durante la sfilata e quindi poi chiederemo naturalmente al sindaco un giudizio critico sulle coreografie perché le facevano solo qua e anche come numero di persone, insomma, no? Allora sindaco, intanto vediamo danzare sto sushi in Saor che insomma il carro di Porcellengo che è anche lui uno storico carro che partecipa sempre, saluto tutta la comunità di Porcellengo. E belli, bravi, divertenti, tanti. Perché qua si parla, mi pare, di una sessantina di persone che fanno la coreografia. Però non dimentichiamoci che dietro all'allestimento di un carro, delle coreografie, ci sono ore e ore e ore di prove, di ritrovi, di socialità e quindi davvero il mio applauso va a tutti i volontari che tutto l'anno lavorano per allestire il carro e i carnevali. Ecco, detto questo, fino a questo punto qualche preferenza? No, io non posso sbilanciarmi perché poi c'è la giuria che mi ascolta, però li premierei tutti. Neanche per il carro del sindaco Capitano Uncino? Bello, il sindaco Perencin. Tra l'altro fatemi citare anche il nostro carro di San Giuseppe che ha festeggiato 25 anni dalla loro fondazione e quindi bene, siamo contenti e tra l'altro credo che da un punto di vista delle presenze di pubblico è un'edizione da record. Lucio, forse tu mi puoi aiutare perché te le ricordi tutte, però tanta gente così sulle mura e tanta gente anche collegata in TV. Beh, devo dire una cosa, allora questo tipo di, diciamo così, percorso aiuta molto rispetto a un tempo quando si passava in Piazza dei Signori. Perché? Sì. Perché è bello sì passare per il centro, ma certi carri non passavano, soprattutto la gente era tutta troppo stretta. Qui invece le mura sono diciamo così, una gradinata ideale. È naturale e tra l'altro che garantisce anche la sicurezza. Mi piace.
Mi piace sottolineare, adesso hanno trovato una bambina, quindi c'è un ordine di servizio, però mi piace anche sottolineare l'estrema sicurezza della manifestazione. Ecco, questo nella diretta l'abbiamo fatto notare più di qualche volta, nel senso che abbiamo visto nella discrezione carabinieri, polizia, guardia di finanza, polizia locale. Servizio, cerchiamo Mamma Maledin. Siscia è qua nei pressi del palco, ripeto, Mamma Maledin Siscia è qui nei pressi del palco. Ecco qua, hanno trovato la bambina. Qui la bambina è con le forze dell'ordine, quindi è al sicuro. Questa è un'altra dimostrazione di come tutto funziona nel divertimento, ma comunque nella sicurezza. Sì, grande lavoro. Ringrazio anche la Croce Rossa. Guarda che devi andare a fare la foto. Mandiamo il sindaco per la foto. E qui abbiamo arrivato il sindaco di Treviso Mario Conte per questa premiazione, attestato al merito per la partecipazione all'Allegra Compagnia di Porcellengo. Ecco, quindi l'Allegra Compagnia di Porcellengo che abbiamo conosciuto prima, che hanno fatto la loro performance qua davanti, cioè il loro, diciamo così, la loro coreografia. Allora io ne approfitto perché ho scoperto una cosa: noi che eravamo dall'altra parte non ci avevamo comunicato, in realtà il presidente della giuria non è più Marco Varisco, che ha avuto un problema, ma è Matteo Guidolin, ovvero ex sindaco di Riese, ma soprattutto componente dei Los Massadores. Allora, fino adesso presidente eletto così sul campo, come sta andando sta sfilata? Beh, noto sempre, questo è il mio quarto anno da giurato, noto sempre di più una grande preparazione, soprattutto sulle coreografie. Per cui sta andando molto bene, c'è una folla che io non ho mai visto e sta andando molto bene. Sento la responsabilità però. Sì, da presidente certo. Ma diciamo, la coreografia quanto conta nella valutazione del carro rispetto alla meccanica e alla costruzione del carro stesso? Ci sono 3 parametri di valutazione, uno è il tema, che quindi è il carro, la meccanica, tutto quello. La coreografia è il secondo parametro e il terzo è l'originalità. Tutti insieme questi voti danno il voto totale che poi viene conteggiato e andrà a premiare il primo posto. Ma così, uno essendo di parte fino adesso, quello più bello del presidente, posso dirlo? Forse quello dei pirati. Per me, quello dei pirati mi è piaciuto molto. Delle piratesse, diciamo la verità. La piratessa con la gamba corta. C'è mia moglie qua, non posso parlare. Ok. Aspetta un attimo, abbiamo il sindaco che ha bisogno di fare. Dimmi sindaco. No, mi piace anche sottolineare come, mentre qui siamo nella fase terminale della sfilata, all'inizio Viale Cesare Battisti e Duomo è già stato ripulito tutto da Contarina e quindi c'è una task force di operatori e di mezzi che sta ripulendo man mano che i carri vengono avanti, perché nel giro di poche ore la città tornerà ad essere perfettamente riaperta ma pulita. E quindi fatemi davvero ringraziare tutti coloro che lavorano dietro manifestazioni grandi come questa. Ecco, quindi c'è veramente una macchina dietro al divertimento, perché c'è centinaia di persone tra Contarina, tra forze dell'ordine, tra logistica. Tantissima gente, però dico, a fronte di un pubblico che si aggira attorno alle 100.000 presenze serve una task force, però mi piace sottolineare la professionalità. Se voi adesso passate al Duomo, il Duomo è già stato riaperto e pulito e credo che anche questo sia un gran bel messaggio per i nostri cittadini. Beh, comunque adesso intanto andiamo a vederci il prossimo carro, che è quello di Merlengo, e soprattutto andiamo a vedere la performance, perché qui c'è una specie di rivolta, mi pare, sì, la rivolta. Chi comanda qui? Chi comanda qui? Ci presentano Ribellione a Corte. Ecco, e il nostro Simone andrà in mezzo alla ribellione a Corte per far vedere il momento, diciamo così, della performance, perché noi siamo arrivati qua per far vedere, come abbiamo fatto vedere precedentemente, la coreografia, che è uno dei parametri importantissimi. E allora vediamo un attimo che si avvicina il carro e vediamo cosa succede. Sveglia!
Il sindaco Mario Conte a premiare con l'attestato di partecipazione gli amici di Merlengo. Ribellione a corte. Grazie Carnevale di Monarca, grazie al sindaco. E allora vediamo adesso, vediamo il giudizio critico. Allora, contenti della performance, contenti della... Certo, contentissimi. Ma le ragazze sono state brave? Sono state bravissime, abbiamo lavorato 6 mesi ma ne valse la pena. Ciao, okay, grazie. Così abbiamo salutato anche gli amici di Merlengo. Devo dire da qui c'è un punto di vista davvero particolare, che è quello appunto della coreografia finale, che è uno dei parametri di voto. E qui abbiamo visto sostanzialmente la particolarità appunto di questa ribellione, sostanzialmente la ribellione a corte, che richiama anche un tema ambientalista, quindi molto interessante. Allora, il prossimo che invece andremo a vedere assieme, che sta arrivando con la prossima coreografia, sono i ragazzi degli anni 80 di Lovadina, il drago arcobaleno e il villaggio delle nuvole. E anche qui abbiamo una grande presenza di figuranti, anzi di figuranti nel vero senso del termine, quindi staremo a vedere la coreografia che hanno pensato per questo carro, ma soprattutto per questa sfilata. Devo dire comunque grande partecipazione non solo di pubblico ma anche di figuranti in questa edizione. E tanto è vero che adesso appunto stiamo vedendo i ragazzi degli anni 80 di Lovadina che stanno arrivando e quindi vedremo la prossima rappresentazione. Allora, torno per un attimo dal Presidente. Presidente, allora qui abbiamo avuto un carro che parla di ambientalismo, questo della ribellione a corte, hanno detto il mondo sta crollando, quindi sono anche temi ambientalisti in questo carnevale. Sono temi ambientalisti, temi politici, c'era il carro sulla giustizia, temi anche di integrazione perché c'era il carro della Repubblica Dominicana, degli immigrati che vivono qua, quindi anche dei temi seri però trattati in maniera comunque leggera, che ti lasciano un po' di spunti di riflessione. Ecco, questa cosa non possiamo chiedere, bello comunque anche il ballo di questi figuranti sulla base di Zucchero. Beh, questo qua, tra l'altro Zucchero ha un tiro incredibile, quindi già una buona base, poi sono stati molto, molto bravi, sono stati molto anche corretti nei movimenti secondo me. A quando una coreografia con una canzone di Los Massadores? Beh, qualche carro l'ha già messa negli anni, quest'anno no, negli anni scorsi, però forse è meglio mettere Zucchero là. Va bene, allora adesso cominciamo a vedere invece la coreografia dei ragazzi degli anni 80 di Lovadina, il drago arcobaleno e il villaggio delle nuvole. Vediamo insieme questa coreografia.
Questi erano i ragazzi degli anni 80 di Lovadina, il drummer Covaleno, il villaggio delle nuvole. Attestato di partecipazione. Re Regina Carnevale che consegnano ai ragazzi degli anni 80 di Lovadina. Arriva anche il sindaco di Treviso, questo è l'omaggio. Ragazzi degli anni 80 di Lovadina, grazie ragazzi e ragazzi, grazie. Grazie sindaco, grazie di tutto, di questa bellissima giornata, grazie. Un saluto anche a tutte le aspirapolveri che questa sera passeranno nei vostri salotti, nelle vostre camere a raccogliere coriandoli. Un saluto anche ai tecnici delle lavatrici che domani saranno chiamati d'urgenza per liberare le lavatrici dei nostri coriandoli. Allora, contente di questa vostra performance? Sì, benissimo. Avete ballato bene? Sì, dai, Siete stati a ritmo? Proprio lì, come state pensando? È stato difficile? No, Proprio lì. Fatica? Sì, tanta, ma tutto questo ripaga. La gente. Da quanto tempo è che preparavate? Allora, il carro da settembre. Noi ci troviamo da dicembre, insomma. Più volte la settimana, balliamo, proviamo. Ma fino a poco prima di partire. Aspetta, che ci mettiamo dalla parte del sole perché facciamo vedere questo bel volto. Insomma, è valsa la pena. Assolutamente sì, Treviso dà tante soddisfazioni. Poi la gente, i sorrisi ai bambini ripagano tutta la fatica. Grazie Treviso, ciao! Male la cabeza, dai non fare la princesa, lo so, non sei casa e chiesa. Baila, 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 baila. Vamos alla playa, a Ibiza all'Ushuaia, come ogni notte, con in mano un cocktail. Vamos alla playa, amico nostro picana, non voglio andare a letto, portami a un party techno. Allora, un giorno senza sorriso e un giorno perso. Cosa dice Nicola Arrigoni? Un giorno senza sorriso e un giorno perso. E valsa la pena allora organizzare tutto questo carnevale? Vale sempre la pena, sono mesi e mesi di duro lavoro, di notti insonni, però questa giornata regalata anche dal cielo è stata veramente straordinaria. Dunque, per un sorriso vale sempre la pena. Poi vedere questi numeri incredibili, mi stanno parlando di quasi 100.000 persone qua a Treviso, siamo strafelici. Insomma, ripagata tutta la fatica. Stiamo già parlando per l'anno prossimo per apporre alcune migliorie. Dunque è stata veramente un'edizione record. È stata una bella idea vincente quella di invertire il giro e di portare qui l'arrivo. Certo, a noi piace molto, qui in Viale Burchiellati c'è molto più spazio, c'è molta più aria per la gente, per il pubblico. A noi piace molto, spero anche al pubblico. Grazie, ci sentiamo dopo verso la fine, perché adesso noi andiamo avanti a vedere il prossimo carro, che se non sbaglio, allora la prossima performance, ma solo dopo aver vissuto in un villaggio di uomini dove incontra la bella Meshua, il nostro protagonista cede al richiamo della foresta e ritorna tra il branco che lo ha cresciuto fin da bambino. Quindi qui siamo al gruppo Coriandolando. Il gruppo Coriandolando per Pieve di Soligo presenta Il libro della giungla. E allora vediamo questa performance da qua. Balù abbraccia tutti.
Il gruppo Coriandolando per Pieve di Soligo ha presentato il libro della giungla. Re Regina Carnevale con il sindaco di Treviso a consegnare l'attestato di partecipazione ai Carnevali di Marca 2025 al gruppo Coriandolando per Pieve di Soligo. Si fate ballare ancora? Allora, ne approfittiamo dopo la performance, prima della quella successiva. Volevo andare verso, diciamo, la testa di questo carro, ovvero il libro della giungla. Coriandolando. Perché, Simone, devo dire la verità, una cosa particolare l'abbiamo notata qua. Posso disturbare? Seita. Mi dica. Veramente hai una scimmia indosso qua. 30 anni che sei qua, ancora a smontare. Hai una scimmia che non finisce più. Conferma. Allora, com'è andata questa, diciamo così, performance? Benissimo, una giornata meravigliosa, una montagna di gente, un carnevale super. Senti, chi è la capo coreografa? Un problema a trovarla, siamo più di 130 persone, adesso andrò in cerca ma non sarà facile trovarla. Dai, qualcuno che mi fa il giudizio critico. Eccola qua. Coreografa. Dimmi. Ecco, allora, come è andato il ballo davanti alla giuria? Beh, bene, noi abbiamo i balletti, 5 balletti, li hanno fatti le nostre ragazze giovani, hanno imparato, hanno creato questi balletti e ce li hanno insegnati. E cerchiamo di imparare il meglio possibile, ma non è semplice. Quanti è che avete ballato oggi? In 82 ballerini siamo oggi. In totale siamo in 115 con figuranti e i personaggi. Insomma, siete dei più numerosi? Sì, siamo i più numerosi. Ma chi ve lo fa fare? La voglia di stare insieme, la voglia di passare del tempo in allegria. È un duro lavoro fare il carro, preparare tutta la gente, però c'è tanta soddisfazione. Quando i bambini vengono e ti ringraziano è davvero bellissimo, è una gran soddisfazione. Grazie, buona sfilata. Bene, quindi nel frattempo, dopo aver visto il libro della giungla e aver visto dietro quelle che sono rimaste in mutande, adesso invece vediamo la performance successiva, ovvero il gruppo Allegria di Maserata. Stagioniamoci insieme. Allora vediamo adesso tra un attimo come sarà la loro coreografia.
Eccoci, gruppo d'Allegria, queste sono le nostre stagioni. Ciao Treviso! L'applauso di Treviso per il gruppo Allegria di Macerata. Stagioniamoci assieme. È il momento di ritirare l'attestato. Allora vediamo che c'è il ritiro dell'attestato, dopodiché noi vediamo poi di capire come abbiamo fatto per gli altri carri, la difficoltà del carro e naturalmente la bellezza e l'idea. Ricevono l'attestato di partecipazione al Carnevale di Marca 2025. Gli amici di Allegria di Macerata, stagioniamoci assieme. Grazie Treviso! Oh bene, adesso allora andiamo. Proseguiamo dai. Allora mi serve il capocarro. E la persona che fa performance. Dov'è il capocarro? Un saluto a Mario. Lui, capocarro? No. Il capocarro. Sono qui. Ecco qua. Allora, aspetta un attimo, andiamo avanti. Perché sennò. Allora, capocarro, quante persone per questo carro? 90 siamo iscritti. 90. E quanti alla macchina? Alla macchina ce ne sono 14. Quanti meccanismi avete lassù? Allora, tra movimenti meccanici vari ne abbiamo 18 sul carro. Come mai questa idea delle stagioni? Ma abbiamo cercato di creare qualcosa di non visto ancora. Ci sono vari temi che bene o male ritornano. Le 4 stagioni dovevamo ancora trovarle, quindi noi quest'anno è il 20° anno che costruiamo il carro. Abbiamo perso i 2 anni del Covid, purtroppo. Questo è il 18° carro, 20 anni però che abbiamo cominciato. Quindi abbiamo fatto il 20° l'abbiamo festeggiato l'8 dicembre e quest'anno con questa bella festa di oggi facciamo ancora un festone doppio. 20°, ultimo di Carnevale e cerchiamo di divertirci come facciamo sempre. Il ricavato lo doniamo a un gruppo che devolve i suoi beni sui bambini terminati oncologici praticamente. Ah, quindi sì. Anche solidarietà oltre che volontariato. La forma di solidarietà, divertirsi per creare qualcosa di buono per gli altri. Insomma la solidarietà lungo il Piave. Esattamente. Adesso mi serve capire chi è la capo coreografa. La capo coreografa, allora abbiamo la Gioia, che è quella? La primavera. Questa qua in verde? Sì, quella verde. Allora andiamo alla Gioia. Ciao Gioia! Salve! Vieni di qua. Allora Gioia, in quanti è che hanno ballato stasera? In quanti abbiamo ballato oggi? Una 60, dire poco? E come vi siete inventati questi balli, cioè questa coreografia? L'idea era di far risaltare al meglio i colori delle stagioni e quindi abbiamo trovato che dividendole ma mantenendole sempre vicine era la scelta migliore. Senti, ma quanto avete provato? Penso che sia da ottobre che proviamo continuamente, da 1 volta a 2 volte a settimana.
Però è bello stare insieme e ballare. È bellissimo stare insieme, siamo proprio un gruppo felice e ama passare il tempo insieme. Insomma, un bel esempio dal Piave, eh? Bell'esempio, sì. Brava, grazie. Grazie mille. Allora, continuiamo a vedere qui la gente del Piave che si diverte con le stagioni, mentre vediamo il carro, anche questo è davvero molto bello e particolare. Dai, ci siamo ancora! Non abbiamo finito le energie! Quindi stagioniamoci insieme con le 4 stagioni e devo dire che è un bel evento coordinato con... E adesso invece vediamo la performance dell'altro carro. The show starts. Let's walk. Gruppo Val di Sala ha presentato la famiglia Adams.
regina carnevale, il sindaco di Treviso Mario Conte, e ha presenziato a questa premiazione di questo attestato di partecipazione a Carnevali di Marca 2025 anche l'assessore al turismo della regione Veneto, Federico Caner. Assessore, buon pomeriggio, decisamente è il caso di dirlo, è un bel pomeriggio di festa, di allegria in una Treviso meravigliosa, in una regione meravigliosa. Sì, grazie, è una bellissima giornata. Oggi ho avuto l'occasione di vedere fin dall'inizio questo splendido carnevale, insomma si stima, parlando prima col sindaco, di circa 100.000 persone, quindi sicuramente un evento incredibile. Vorrei ringraziare innanzitutto la giuria presente qua oggi, che insomma ha un bel lavoro che voi avete da fare, soprattutto tutte queste splendide persone che hanno portato la loro famiglia a vivere una bella giornata in comunità, ma direi anche che questa è un'occasione per far scoprire il nostro territorio anche ai tanti turisti che abbiamo, perché penso che su 100.000 persone molti saranno di Treviso o a qualche comune limitrofo, ma sicuramente ci saranno delle persone che hanno la possibilità di visitare i nostri luoghi o che sono qui in vacanza. Quindi insomma uno splendido biglietto da visita. Grazie all'amministrazione per l'organizzazione, grazie a Carnevali di Marca e grazie anche a tutti coloro che ci stanno seguendo tramite le TV locali. Ringrazio Antena 3 che fa questo splendido perché noi andiamo sempre alla ricerca di temi un po' sempre evergreen, cioè sempre verdi, che non passano mai di moda, e la famiglia Adams perché diciamo nella sua oscurità, dimostra sempre quel lato un po' scherzoso delle cose. Più che famiglia Adams sembra una doccia di coriandoli. Sì, adesso sì, è cambiato il tempo. Senti, ma quante persone hai detto in tutto tra figuranti e macchinisti? Scusa? Di macchinisti e figuranti in quanti? Circa 100 persone, 120 delle volte. E quanto ci avete lavorato sul carro? Col carro abbiamo lavorato da fine settembre in poi, fino adesso. Tutti in fine settimana in quante persone? Fine settimana, ma anche 2 sere a settimana, mediamente 15-20 persone. Beh, devo dire complimenti. Adesso ho bisogno di quello della coreografia. Andiamo dal nostro uomo della coreografia, perché altrettanto importante è capire la coreografia. Andiamo velocemente perché tra un po' arriva l'altra performance. Allora andiamo dal coreografo, che mi sembra Enrico Ruggeri ai primi tempi. Allora, come ti sei inventato questa coreografia? Siamo ispirati al film della famiglia Adams, al cartone. Fai vedere che lo stanno applaudendo tutte. E anche alla serie di... Sei pieno di fan? Sì. Ecco, sì. Mescolando un po' le tenebre con l'allegria, con l'ironia, ecco. Devo dire che sono divertite qua le tue colleghe. Bravi. Bravissime. Grazie, buon carnevale. Salutiamo la nostra scugiata Mary. Ecco, così salutiamo tutti quanti. E adesso andiamo a vedere il prossimo gruppo e la prossima performance. Suena la música, lo que yo quiero es bailar contigo, nena, pero yo no puedo. तू ही तो मन्नत मेरी
Il Comitato Colombare di Cusigliana ci ha portato nel viaggio in Oriente. E noi del Comitato Colombare di Cusigliana saliamo, bene, dov'è? Ci siamo qua. Tre ragazze, giovani possibilmente. Grazie. È il momento della consegna dell'attestato di partecipazione a Carnevali di Marca 2025 al Comitato Colombare di Cusigliana. Ci ha presentato il viaggio in Oriente. E noi del Comitato Colombare vi ringraziamo innanzitutto l'amministrazione comunale, un gran bel lavoro, i nostri complimenti per tutta l'organizzazione, ringraziamo anche Carnevale di Marca, grazie a voi, poi tutte le forze dell'ordine hanno fatto un grandissimo lavoro e ringraziamo anche questo bellissimo pubblico, lo facciamo un bel applauso a tutto questo pubblico, grazie. Un grazie a tutti e un arrivederci al prossimo anno, grazie ancora. Allora, andiamo con il capocarro. Qui sembrava di essere a Bollywood. Sì, abbiamo un gran lavoro, un grandissimo lavoro, sia dal corpo di ballo sia il carro stesso, grande illuminazione, gran lavoro di tutta l'equipe, di tutto il comitato. Quanta gente compone questa performance di carro più ballo? Beh, siamo 60-70 persone, il corpo di ballo siamo una trentina, 30-40 persone, il resto è tutto addetto alla sicurezza, impiantistica e tutto il resto. Quanto ci avete lavorato? Siamo partiti ad agosto, settembre, 3 sere alla settimana più il sabato. Quindi... Come mai questa idea di Bollywood? L'Oriente così ci è capitato così di costruire sto carro, idea del corpo di ballo, delle ragazze eccetera, quindi tutta un'equipe, siamo partiti con l'Oriente e vai. Dov'è la coreografa? Federica, qua. Ecco qua, abbiamo anche la coreografa. Ciao Federica. Senti, com'è stato difficile insegnare a ballare alla Bollywood a questa... No, sono state bravissime. Siete state bravissime, davvero, perché ho visto quei numeri veramente da Bollywood, da India. Sì, no, si sono impegnati. Quando avete ballato, quando avete provato? Un mese e mezzo, 2, per fare solo questo. Poi il resto abbiamo fatto prima. E volevo fargli un gran complimento perché sei laureata venerdì, è laureata conservatorio lei. Brava, complimenti. E allora viaggio in Oriente, dicevamo, questo è il 22esimo carro, siamo all'ultimo carro. Allora, Colombare di Cusigliana, viaggio in Oriente e a seguire abbiamo l'ultimo carro di amici di Isiata, lo spettacolo della natura. Madre natura con i suoi 4 elementi: terra, acqua, fuoco e aria, dà vita e armonia a tutti i suoi figli, dagli animali agli insetti agli uomini.
L'associazione Amici di Isiata di San Donà di Piave ci presenta lo spettacolo della natura. Si informa il pubblico che il carro allegorico dell'associazione Amici di Isiata 20-12 delle ore 16:08 proveniente da Isiata di San Donà di Piave è diretto a Treviso, è in arrivo sul viale Burchiellati. Attenzione, allontanarsi dai lati del carro. Attenzione, attenzione, l'associazione Amici di Isiata vi presenta lo spettacolo della natura. Ricordiamo al pubblico di posizionarsi ai lati, di lasciare libero lo spazio per la coreografia, fino al termine dello spettacolo. Auguriamo a tutti voi una buona visione. La nostra terra è un qualcosa di perfetto, tutto è meraviglia, tutto è equilibrio, tutto è rispetto e tutto è spettacolo. Madre natura con i suoi 4 elementi, terra, acqua, fuoco e aria, dà vita e armonia a tutti i suoi figli, agli animali, agli insetti, agli uomini. Ma l'uomo a volte cede ad egoismi e tentazioni. Guerre, inquinamento, violenza contro i suoi simili e contro la natura stessa. Tutto ciò porta a rompere l'equilibrio, il rispetto, la magia. Ogni giorno la nostra terra, la nostra casa naturale rischia di morire perché ogni giorno l'uomo sceglie di farle del male. Solo una cosa può salvare il nostro pianeta, Madre Natura e tutti i suoi figli. Una presa di coscienza, un invito al rispetto, una correzione dei nostri errori e forse un ritorno alle origini, alla vera essenza dell'essere anime semplici in un mondo fantastico. L'associazione Amici di Isiata quest'anno porta in questa edizione 2025 un tema che tocca i cuori di tutti, presentando nella coreografia spettacolo il bene e il male. Sta a noi scegliere da che parte stare. Buona visione a tutti!
Gli amici di Isiata con lo spettacolo della natura. Sul palco a ricevere il saluto del sindaco di Treviso Mario Conte, di Federico Canera, assessore al turismo Regione del Veneto. Da Re Carnevale e Regina Carnevale ricevono l'attestato di partecipazione a Carnevale di Marca 2025 gli amici di Isiata. Allora ne approfittiamo subito perché so che lei è la coreografa di questa. Io sono la presidente dell'associazione. Ecco, allora andiamo avanti perché così. Allora, come avete pensato questa abbiamo creato questo carro e abbiamo voluto mettere degli elementi della natura, per cui animali, anche fiori e quant'altro, e sopra c'è la nostra madre, la madre natura. Abbiamo voluto mandare un messaggio in quanto dobbiamo un po' rispettare tutto quello che madre natura ci dà, perché è la nostra casa e dobbiamo rispettarla, perché ci costa fare la casa ancora per tanti anni. Poi saranno in quanti avete partecipato? Ai vincitori di questo Carnevale di Marca 2025. Cioè siamo circa una sessantina tra bambini e ragazzi e uomini, insomma 60-70 persone. Quanto ci avete messo? Da quando è che state lavorando? Parecchio tempo, parecchi mesi. Le prime cose le abbiamo già messe giù quest'estate e poi un po' alla volta il lavoro grosso si fa verso la fine. Ma Isiata dov'è? Isiata è una bellissima frazione di Sandona di Piave, dove facciamo anche una bellissima sagra. Si mangia benissimo e ci si diverte un sacco. Rispetto a Sandona verso la Fiorentina, il Carnevale verso Eraclepo, il periodo verso Eraclepo e Crepaldo. Ecco, così per quelli che ci aspettano in televisione sanno. Grazie a voi, grazie. Allora adesso andiamo a sentire mercoledì delle cenere. Andiamo a sentire un attimo con la Carnevale. Finiamo oggi col martedì grasso. Sentiamo come va a finire tutte le persone che hanno lavorato e sentiamo cosa dice lo speaker. L'amministrazione comunale della città di Treviso, il sindaco, grazie. Ringraziamo la Regione Veneto, la presenza qui dell'assessore al turismo Federico Canera, grazie a tutte le persone, a tutti i volontari, a tutti quanti hanno lavorato oggi in questi giorni per questo spettacolo di Carnevale di Marca. Ha vinto lo sport. Qualcuno ha chiesto chi ha vinto lo sport. Soprattutto qua, perché si è mangiato e si è bevuto una roba. Cioè meno male che erano selezionati i nostri giudici. Una cosa, Re Regina, ma neanche a corte si mangia così, o no? Ha ragione. Grazie. Stiamo ancora aspettando i risultati finali, quindi siamo anche curiosi, quindi vediamo. Io ho una mia idea di favorito. L'ultimo era bellissimo. L'ultimo era bellissimo, però io ho un altro preferito, devo essere onesto, però non lo dico, me lo tengo per me. Quindi, ma penso che a breve arriveranno i risultati. Ho notato una cosa, che i colmelli, neanche le frazioni, i colmelli sono tanto uniti, ne abbiamo avuti 3, ad esempio Isiata, non sapevo neanche che esistesse. No, devo essere onesto anch'io, ho cercato su Google per capire Isiata di Sandona di Piave, lungo Eraclea, vicino a Ponte Crepaldo, eppure guarda cosa sono stati in grado di realizzare. Ma anche tanti comitati, tante. Cioè le nostre piccole comunità sono quelle onestamente, quelle più coese, quelle che poi si sforzano maggiormente anche per messaggi importanti come quello dell'ambiente di quest'ultimo carro. Sicuramente anche perché il lavoro che è stato fatto per un carro come questo è un lavoro che dura tutto l'anno, finisce col Carnevale di oggi e ricomincia penso nel giro di un mese per il prossimo anno, quindi c'è tanto lavoro, tanto senso di comunità e quindi è bello che continui questa tradizione e anche che si possa dare qualche messaggio attraverso il divertimento. Mi sembra molto importante, grazie a Guidolin. Adesso invece abbiamo vicino a noi il sindaco e poi abbiamo anche l'assessore, ma abbiamo il sindaco soprattutto. Allora, visto tutti questi carri,
la preferenza del signor Sinoco qual è? No, sono tutti, per me hanno vinto tutti. E poi guardate, l'ultimo carro è quello delle istituzioni, delle autorità, di coloro che lavorano. E quindi per me hanno vinto tutti quelli che hanno lavorato. Poi i partecipanti sono stati davvero tutti straordinari. Vince l'amicizia. Però una cosa abbiamo notato noi, intanto i temi, tanto tema ambientale, e poi abbiamo notato un'altra cosa, che addirittura i carri molti sono neanche delle frazioni, neanche dei comuni, sono dei colmelli, cioè delle comunità piccolissime che riescono ad esprimere una cosa così bella. Perché vince sempre la comunità, che a volte è composta anche da poche case, però è un motivo per aggregarsi, per stare insieme, per condividere momenti durante tutto l'anno. Noi lavoriamo per recuperare lo spirito di comunità che magari le città più grandi hanno perso rispetto ai comuni, le frazioni, i colmelli. Ecco, questo credo che sia un gran bel esempio. Vabbè, adesso noi attendiamo di capire insomma chi sarà il vincitore, diciamo il vincitore fisico, perché in realtà vincitori morali sono tutti quanti, perché tutti si sono sforzati di poter dare il massimo. E adesso abbiamo proprio la chiusura della sfilata dei carri con un po' di musica, e soprattutto poi dietro abbiamo le forze dell'ordine, i vigili del fuoco, abbiamo la protezione civile, insomma abbiamo tutta l'organizzazione, e in fondo abbiamo anche Contarina che sta già pulendo. Sì, sta arrivando la task force di Contarina, mi piace sottolineare anche questo aspetto, nel giro di pochi minuti la città sarà pulita e riaperta. Beh, insomma, il divertimento per poi tornare subito alla normalità, alla quotidianità, anche se devo dire questi carri ci lasciano comunque un pensiero proprio legato al fatto di aver, come dire, legato dei temi ambientali. Adesso dovremmo essere arrivati, mi pare di capire, alla proclamazione. Ai vincitori? Abbiamo i vincitori, adesso aspettiamo che gli amici di Radio Wow si continuino nel loro percorso, adesso dobbiamo pronunciarci ufficialmente con i vincitori. Senti, ma da speaker, qual è che ti è piaciuto di più? Super Partes, non mi posso esprimere. Vabbè, ma da speaker ormai è andata. Ora, devo dire che l'ultimo carro che è sfilato è quello che mi ha colpito di più per la creazione della storia, non solo della coreografia, ma proprio il messaggio che ha voluto trasmettere di tutela della nostra natura. È quello che mi ha colpito di più, però sono stati tutti davvero bravissimi, uno spettacolo. In effetti la cosa più bella qui secondo me è il fatto che le comunità, soprattutto le più piccole, hanno dimostrato uno sforzo incredibile, una coesione incredibile per creare coreografie, vestiti, macchinari, cioè io sono rimasto stupito che soprattutto i piccoli colmelli siano quelli che risultino assolutamente vincitori. In Veneto, a Treviso, ma per estensione in tutto il Veneto, siamo maestri di rete, di saper fare network e unire le forze quando, anche non solo nel momento del bisogno, ma anche quando è ora di divertirsi. L'abbiamo dimostrato anche oggi, l'ha dimostrato tutto il Veneto e tutti coloro i quali hanno lavorato per questo meraviglioso carnevale di Marca. Bene, mi pare che sia il momento, ormai gli amici di Radio Wow se ne stanno andando, tocca a te e sentiamo la proclamazione. Signore e signori, Carnevali di Marca 2025. C'è da leggere la miglior coreografia e il miglior carro. Di fronte a Re e Regina Carnevale, alla giuria, al sindaco di Treviso, all'assessore al turismo della regione Veneto Federico Canerra, il miglior carro della sfilata di Treviso 2025 va agli amici di Isiata! Gli amici di Isiata hanno presentato lo spettacolo della natura. Va a loro il premio di miglior carro Carnevale di Marca 2025 qui in Piazzale Burchiellati, dove si è conclusa la sfilata partita da Piazza Duomo, che ha attraversato le vie di Treviso, che ha portato qua tanti figuranti e tanti amici del Carnevale di Marca a sfilare. Il miglior carro, secondo la giuria dei Carnevali di Marca 2025, è quello degli amici di Isiata.
consegnare il trofeo del maestro Marco Varisco, il presidente di giuria, è consegnato dalle mani del sindaco della città di Treviso, Mario Conte, agli amici di Isiata Miglior Carro 2025. Complimenti ancora agli amici di Isiata, lo spettacolo della natura, vincitori del Miglior Carro 2025. Ragazze e ragazzi, complimenti, grazie per essere stati dei nostri, buon lavoro perché adesso c'è da reinventarsi per il 2026. Foto di rito per quanto riguarda i vincitori. Ci concediamo con gli amici di Isiata, vincitori del Miglior Carro 2025. È il momento di conoscere la coreografia migliore eletta dalla nostra giuria. Allora, Isiata ha il carro vincitore. Signore e signori, il premio. Adesso vediamo invece la coreografia. Carnevali di Marca Vediamo 2025. la coreografia perché è l'altro premio. Vediamolo Va subito. allo spettacolo. Attenzione. Stagioniamoci assieme del gruppo Allegria di Maserata. Questa invece è la coreografia, l'abbiamo vista prima, le 4 stagioni, praticamente la danza come è stata. Il gruppo come Allegria di Maserata. Il gruppo Allegria Miglior di Maserata. coreografia. Se ricordate l'abbiamo visto di prima, Treviso le 4 stagioni, 2025. come vedete i colori delle 4 stagioni. Quindi Maserata, Isiata primo per quanto riguarda il carro nel suo insieme, Maserata invece per quanto riguarda la coreografia, quella che abbiamo potuto vedere insieme prima nel corso del pomeriggio. Dell'artista Marco Varisco è consegnato da Mario Conte, sindaco della città di Treviso, con la presenza di Federico Canella, assessore del turismo della regione del Veneto. Gli amici del gruppo Allegria di Maserata vincono la miglior coreografia 2025. Devo dire un'ottima coreografia che è stata premiata, la coreografia legata alle stagioni, e quindi diciamo così anche grazie a tutte le persone che hanno partecipato a questa meravigliosa giornata, grazie al pubblico che lentamente giustamente torna a casa, ma che Simone, si è divertito, scendi, vieni grazie con a tutti me. i volontari, grazie all'Associazione Carnevali di Marca. Dov'è invece il nostro Ringrazio il vicepresidente Nicola Rigoni e Silvano Del Bosso che erano presenti per la premiazione. Grazie Allora. Carnevale di Marca, grazie alla città di Treviso, grazie ai giudici. Ciao! Allora, Evviva ci il mettiamo Carnevale! qua. Digiuno e astinenza, Allora. signora, perché arriva Pasqua. Tommaso Ciao! Rigot, Simone Merlo e Nicoletta Rizzetto, e in regia il nostro bravissimo regista ci aiuta a chiudere questa nostra puntata, Renato Capoia, che abbiamo voluto tenere per ultimo. Grazie a tutti voi per aver partecipato con noi a questa sfilata del Carnevale 2025 in questo 4 marzo 2025 qui a Treviso. Avete visto 23 performance diverse, tutte bellissime, tutte particolari, ma soprattutto ha vinto il gruppo, la coesione. Quello che secondo me va premiato è proprio le piccole comunità e come abbiano saputo interpretare tutte insieme un lavoro che mediamente comincia ad agosto e per alcuni comincerà già domani mattina con le ceneri. La voce Lucio Zanato per tutti voi e grazie ancora una volta per l'attenzione e arrivederci al Carnevale 2026.